di dare delle, chiamiamole guida, o meglio una operatività coerente per tutti, perché in alcune fasi di cognitive proprio preliminari d'emergenza a cui non eravamo assolutamente pronti, tutti hanno scelto, quelle poche persone che sono andate, per la fase del censimento sommario iniziale, perché quello in cui dovremo lavorare è adesso, speriamo, sono andati un po' così, all'acqua di rose, un po' a criteri personali. Qualcuno in buona fede, siccome ormai siamo tutti abituati a trasmettere i documenti sui social, hanno incominciato a trasmettere fotografie e report tramite i social, a che mi ha fatto capire che non è proprio la situazione più corretta e più indicata, considerato che siamo anche vincolati alla norma sulla privacy. Questo mi ha anche spinto al fatto che comunque per fare un'attività di carattere ricognitiva che inizialmente noi abbiamo deciso di fare solo per gli NTN, per chi non è del mestiere. Gli NTN sono il nucleo tecnico nazionale riconosciuti dal Dipartimento di Protezione Civile Roma, non tutti ce l'hanno. La parte iniziale è stata svolta dall'Ordine degli Ingegneri di Belluno, perché era ovviamente sul posto, e questo è anche una cosa di correttezza, con noi foil per il coordinamento, però chiaramente questa cosa necessitava di un coordinamento più ampio e più di generale respiro, perché tutti adottassimo comunque procedure e criteri che fossero uniformi, nel rispetto anche delle richieste del Comune. Oggi come oggi noi ci troviamo in una situazione diciamo di attesa, nel senso che le regioni, i comuni non hanno trasmesso per tutte le regioni tutte le richieste di attività ricognitiva, sono andati in ordine sparso. Noi come federazione abbiamo fatto una prima indagine preliminare d'accordo con la regione per capire dai COC e dai COM quali fossero le necessità impellenti urgenti proprio di prima emergenza, anzi sarebbe di seconda perché la prima emergenza è quella operativa sul campo, e diciamo ci sono state diverse situazioni ancora di attesa e non ben definite. Adesso piano piano il censimento di prima fase praticamente dovrebbe essere quasi concluso. Dopodiché parte il censimento di seconda fase, chiamiamola così, per cui dalla stima sommaria 10 più 15 più 20 uguale a 50, adesso sparo così giusto per dire, si passa invece a definire, secondo delle schede specifiche che darà la regione ai comuni, di fare le stime analitiche. Specifico subito perché qualcuno giustamente ha anche chiesto, ma deontologicamente corretto o non corretto? Allora chiariamo subito un problema. Qui non stiamo facendo nessun progetto, non stiamo facendo nessuna perizia di spesa, nessun compito relativamente all'intervento operativo. Punto, perché quella non è di competenza di volontario, e questo deve essere ben chiaro. Quello che facciamo noi, se ci verrà chiesto, e nei termini, nei modi in cui la regione ci comunicherà, lo faremo secondo dei modelli prefissati organizzati dalla regione che darà al comune, ma non ha niente a che vedere con la fase operativa effettiva di esecuzione degli interventi di consolidamento, di messa in ripristino, di messa in sicurezza. Si danno solo delle indicazioni puramente sommarie. Giusto per introdurre questa attività e i vari discorsi, innanzitutto intanto vi porto i saluti del Presidente Boschetto, che oggi non poteva essere con noi, e vi porto i saluti dell'ingegner Taranta, che adesso farà la sua relazione, vi spiegherà un po' la situazione dal punto di vista regionale. Seguiranno poi gli altri relatori per quanto riguarda e la sicurezza tra virgolette operativa e la psicologia dell'emergenza. Poi ci sarà una parte riguardante la parte diciamo tecnico-geologica dell'ingegner Facchinato, che ci parlerà un po' di tombotti, briglie e altre cose di sua
specializzazione, per finire la relazione del collega dottor geologo Vorlicek, che ci parlerà specificatamente di frane, strade franose e altre cose, giusto per avere un quadro un po' più ampio, un po' più complessivo e prepararci alle operazioni effettive. Io adesso lascerei la parola all'ingegner Taranta, poi io riprendo dopo di lui e vi spiego alcune cose relativamente alla parte operativa tra le schede di rilievo del danno, cose che abbiamo già fatto, che non hanno anche niente a che vedere con le schede EDES, per la parte solamente sommaria, non sono quelle richieste dalla Regione, sono un'iniziativa nostra che abbiamo fatto per dare degli inquadramenti di utilità del comune, ma che abbiamo fatto per esperienza, e poi passiamo alle altre relazioni. Ingegner Taranta, a lei. Iniziamo intanto, due parole, vi saluto, buonasera. Roberto Taranta, mi occupo di protezione civile, nello specifico il mio incarico è il coordinamento dell'emergenza. Volevo raccontarvi dove siamo, un attimo a che punto siamo arrivati. Tutti sappiamo che cosa è successo, eccetera, per essendo fresche, volevo anche far vedere, giusto che queste sono le immagini che adesso si sta preparando da noi in un book per far capire che cosa è successo. Possono scorrere, Francesco? Devi tirare fuori dal... No. Comunque qualcuna, dai, le saltiamo, intanto non è che possiamo stare qua a vedere tutte le immagini, però per certo queste le avete viste 1000 volte, quindi la situazione è una situazione che ai tempi era ovviamente molto, molto articolata. Ci sono stati danni, la cosa particolare sono danni straordinari, non come quantità, forse la quantità è quella anche di altre volte come quantità economica, se dobbiamo dire. È stato straordinario l'evento, non eravamo attrezzati per queste cose, non eravamo attrezzati neanche mentalmente a queste cose qua, e quindi ci siamo trovati un po' spiazzati. Noi siamo bravissimi, se esonda un corso d'acqua, se viene giù una frana neanche tanto, comunque riusciamo ad avere quantomeno un approccio dove abbiamo una cassetta degli attrezzi da poter aprire e dire facciamo almeno queste cose. In questi casi qua invece eravamo un po' spiazzati e abbiamo detto porca miseria, come si fa qua? E quindi perché tutti, credetemi, guardiamo gli alberi, perché è quello che forse in queste immagini viene su, ma da queste immagini per esempio vedete che ci sono un sacco di situazioni di frane che prima non c'erano, sono state completamente sconvolte il normale decorso, il normale deflusso delle acque, e quindi adesso si sta vivendo una situazione che prima non c'era. Questo è uno degli esempi, praticamente sono cambiate proprio il modo. Se noi eravamo preparati per affrontare quel corso d'acqua in una certa maniera, adesso invece dobbiamo ritarare tutta la nostra capacità d'azione. E quindi, ho chiuso tutto, quindi. E quindi cos'è che dobbiamo fare? A che punto siamo? Siamo nel punto che è stata, intanto abbiamo detto, sappiamo tutti, la prima emergenza oramai la consideriamo finita. E tutto sommato la prima emergenza è quello che io dico che è quella parte dove tira fuori il meglio di noi. E tutti ci siamo messi in gioco in ogni maniera, anche oltre proprio anche le proprie capacità fisiche, non ovviamente cognitive.
Adesso siamo in una fase un pochino più, se volete, delicata, una fase diversa, è l'immediata fase del post-emergenza, dove a volte anche, se volete, cinicamente i riflettori se ne vanno, rimangono, tornano come erano prima e si scopre che dentro le amministrazioni fondamentalmente ci sono 4 gatti che cercano di tirare su la baracca, lo fanno con spessissimo, quasi sempre con dedizione, però con tante difficoltà. Difficoltà che poi derivano anche dal modo con cui loro fanno le cose, perché fanno le cose sempre in prima persona, quindi vanno a fare. Se io chiamavo, ve lo dico io, chiamavo certi sindaci che erano sopra la macchina operatrice, la domanda che mi faccio io la prima è quella: che cacchio fai sopra una macchina operatrice? Devi stare dietro una scrivania oppure devi stare dentro al COC? Ecco, forse è là il tuo ruolo, però è evidente che tu ti senti anche utile quando hai fatto qualcosa proprio di fisico, quando tu hai visto il tuo impegno spostarsi da A a B, e quindi anche questo va accettato. Questa fase è finita, adesso invece vengono fuori tutte le situazioni amministrative che sono le peggiori, perché ci sono 2 livelli: uno l'abbiamo detto, non c'è gente, la seconda è anche che non si conoscono le regole, e questa è anche la verità. E allora la mia proposta, la mia osservazione sta nel fatto che forse sì, potremmo riuscire a dargli una mano a queste persone. Una mano alle persone però si dà quando le persone vogliono essere aiutate, e questo è un altro elemento. Quindi abbiamo iniziato a mettere giù un po' di elementi, no? Abbiamo detto che sono in difficoltà, abbiamo detto che c'è anche una competenza amministrativa che a volte è non ignorata, ma certamente non è pienamente conosciuta, e poi dopo ci deve essere una disponibilità a farti entrare in casa propria per operare. Però sinceramente secondo me abbiamo infatti che volevo cercare un file per farvi vedere quello che è. Alla fine della fiera noi abbiamo fatto una verifica, no? Perché l'ho elaborato non per voi, ma l'ho elaborato perché sia comprensibile a tutti. Allora, noi abbiamo fatto una verifica. Come Protezione Civile noi abbiamo in prima parte ci siamo impegnati nell'accesso al fondo di solidarietà, anche perché in queste situazioni voi sapete che alla fine della fiera oggi in cassa ci sono 15 milioni, per essere franchi. Poi insomma queste cose ce le raccontiamo un po' fra di noi perché secondo me è corretto, dopodiché cerchiamo c'è anche una deontologia su questo, insomma, ecco, dobbiamo sfruttarle per poter operare, non dobbiamo sfruttarle per farsi i catti nostri. E non sono tanti, adesso sono già spesi da molto, ci sono 21 milioni e 2 di somma urgenza, quindi ho detto tutto, c'è già un disavanzo di sé. Dopodiché la domanda che ci si fa è: ma quanti ne servirebbero? Non lo so sinceramente quanti ne servirebbero, però vi posso dire 2 numeri: 1 miliardo di danni, quindi alla fine della fiera, di danni complessivi, e quindi alla fine della fiera qualcosa servirà sicuramente. Io a questo 1 miliardo personalmente, come Roberto Taranta, non ci credo, perché se io chiedo a una persona di vendermi la classica vendita di una moto, di una macchina, la sopravvalutano perché c'è l'affetto dentro, no? Quindi va quantificato l'affetto. La stessa cosa va quantificato, tra virgolette, il dolore nel vedere il proprio territorio distrutto, e quindi uno dice: lo vorrei rifare bellissimo, ed ecco che forse è sovrastimato. Però è questa che volevo appunto presentarvi, questi sono proprio i danni ai comuni. Cosa vediamo da questa cosa? Vediamo che dove vedete le celle tutte rosse o rosa, facciamo così, rosa, colore che non ho scelto io, ma non perché non mi piace rosa, perché non si vede la differenza, non importa. È
è un valore che della colonna, per esempio beni pubblici, danni ai beni pubblici, è sopra la media. Dopodiché mi sono preso la briga di fargli quella barretta che scorre, no? La barretta dice che di tutti i valori che ci sono sui beni pubblici, quel valore che voi state guardando con la barretta vi dice quanto è importante. Se la barretta copre l'intera cella è il più importante. Ok? Allora, io mi sono preoccupato di farvi vedere queste cose, almeno negli ambiti che credo siano ambiti che possano essere di competenza. Io spero che vediate tutti, anche voi in fondo. Ok, comunque sono gli ambiti che io credo siano di vostra competenza, o meglio, sono gli ambiti dove penso possiate dare un contributo. La competenza forse ce l'avete su tutto, ma io penso a quello che dovete fare adesso come supporto, che dovreste fare come supporto. Allora, beni pubblici, abbiamo detto, beni privati, ma ancora di più, perché mentre nel bene pubblico alla fine della fiera il comune è tutto sommato apprezzato, perché 30 anni che fa piani triennali dove poi probabilmente non vede tanti soldi e quindi alla fine ripropone le stesse opere finché qualcuno non gliele finanzia, eccetera. Quindi conosce bene il territorio e le debolezze del proprio territorio. Un supporto maggiore a mio giudizio sta sui danni al patrimonio privato. Il patrimonio privato, spero mi sentite, il patrimonio privato è certamente un tassello importante perché la gente, abbiamo appena detto, che tenderà a sopravvalutare il proprio danno sicuramente, però non ha la competenza di poter individuare il reale danno nel proprio immobile. In questa fase, dove non gli stiamo chiedendo perizie giurate, dove non gli stiamo chiedendo un progetto di ripristino per poter essere inserito nel censimento, forse quello che io penso molto semplicemente, io sono però io me la vedo così, me la vedo proprio col banchettino in comune, dove il povero privato che vi viene con le 4 foto vi chiede: mi dai una mano a compilare sta scheda che dopo vediamo in qualche forma, ve ne vediamo 2. Ecco, io penso che lì possiate effettivamente dare un supporto a queste persone. Sono tutte persone che, soprattutto dove realmente sono i danni, e adesso vediamo anche di capire dove potrebbero essere realmente i danni, hanno sicuramente bisogno. Quindi questo supporto lo vedo anche in questa forma. Anche qui siamo sempre vincolati, siete sempre vincolati alla disponibilità dell'amministrazione nell'accogliere un supporto tecnico. Quindi bisogna sempre avere un po' di mestiere qua per entrare in punta di piedi, come si dice, dentro un'amministrazione che ha, parlavo prima con la dottoressa Buzzi, sicuramente ha un punto in questo momento dove sono stati scoperti quello che loro vedono adesso, si vedono anche imputati, si vedono anche col dito puntato, perché sembra che non abbiano fatto niente e quindi è successo questo disastro. Probabilmente no, l'ingegner Rossito aveva mostrato la prima slide, c'era un numero interessante che balla, sto numero ce lo stiamo ballando ormai da 2 mesi, che è la quantità di pioggia che è caduta in 3 giorni, 594 mm, secondo ARPAV, 630 secondo altri, fino a 700 secondo altri 400. Pace amen. Possiamo dire però che è piovuto tanto, sì, grazie. È piovuto proprio tanto. E probabilmente la cosa particolare che appunto ha innescato il danno era il fatto che ha piovuto, l'intensità di pioggia non è stata costante nel territorio, ma ci sono stati forti picchi di pioggia in alcune zone, altre zone graziate. In realtà non sono graziate, sono quelle zone dove normalmente anche in altri periodi non piove in una maniera così decisa.
Noi abbiamo degli annali che dimostrano che quelle aree che sono state colpite sono aree che normalmente ricevono grosse quantità di acqua. Questa volta l'hanno ricevuta quella di 6 mesi e insomma uno non è attrezzato per queste cose. Per di più il mio modesto punto di vista è che non dirò nulla sul 66 che inizia a starmi un po' sulle scatole, ma non perché siamo anche del 65, quindi sarebbe proprio una cosa di riferimento, però mi ha rotto le scatole perché io ritengo che il 66 del 66 si possa dire di tutto e il contrario di tutto, e quindi ritengo che sia comunque uno dei fenomeni più intensi che sono accaduti nel Veneto negli ultimi probabilmente 50 anni. 50 anni perché? Non perché sono 50 anni quelli che noi guardiamo, perché 50 anni è la memoria di una persona, dopo diventa vecchia, ci rincoglioniamo e non ci ricordiamo più niente. Questa è la verità, appunto. Negli annali invece scopriamo cose diverse. Quindi il fenomeno è certamente un fenomeno intenso, un fenomeno particolare, l'abbiamo già individuato, che ha creato molti danni. Qui cosa potremmo vedere da queste cose? Vediamo se riusciamo a far vedere anche questa cosa. Ok. Allora, io ho segnalato in giallo quello che secondo me potrebbero essere le aree, le macro aree, dove poter dare dei supporti. E allora, anche questo è un dato che lascerò all'ingegner Rossito, dove vi chiedo fin da ora, non sono dati pubblicati, sono dati che abbiamo noi in protezione civile, ma siccome se vogliamo chiedere a qualcuno di fare qualcosa gli devo spiegare perché deve andare là, non vedo perché non darglielo, e quindi se io me lo tengo nel cassetto fra 10 giorni questo è vecchio, perché arriva il censimento del commissario, quindi non serve a niente tenerselo in un cassetto, tutto qua. Peraltro ha costato anche parecchia fatica, quindi non vedo perché buttarlo via. Ci si potrebbe orientare in questa maniera, secondo me, dove ci sono, ve ne segno uno, dove ci sono tutte le celle evidenziate in qualche forma, probabilmente effettivamente è un comune che ha sicuramente subito un certo danno. Adesso andiamo, tanto per essere così, tagliamo la testa al toro, ve ne faccio vedere due: Livinalongo del Col di Lana, dove è successo di ogni, e quindi vedete che qui lo spengo, ma lo vedete voi qua, vedete che è tutto rosso, vuol dire che è uno dei più colpiti, forse potremmo dire correttamente che dichiara di essere uno dei più colpiti, però è credibile. E l'altro andiamo a vedere il classico Rocca Pietre che ha la mano marrone, però è certamente un comune fortemente colpito. Intanto analizzate, ma poi lo potete fare anche in post-analisi, che ci sono numeri che ballano, però certamente quando tutte le celle sono selezionate possiamo immaginare che quello è un comune che è sicuramente colpito. Io ritengo che tutti mi confermano Rocca Pietre è certamente il più colpito, ma è certamente anche quello che in questa maniera ha bisogno di tutti tranne che di noi, okay? Nel senso che ha bisogno di altre cose Rocca Pietre, no? Quindi a tutti, cioè per quanto riguarda il supporto amministrativo ne ha finché ne vuole, sono venuti anche da fuori Italia, quindi c'è da fuori Veneto, quindi voglio dire è a posto, però certamente questo potrebbe essere un modo per iniziare a fare una classifica di quei comuni che poi vanno in qualche modo, secondo me, contattati, dove bisogna offrire la propria disponibilità. Questa è la stessa cosa per quello che riguarda invece il comparto economico industriale, e quindi anche qui si possono vedere alcune situazioni. Chiaramente qui vedremo un racconto diverso, no? Perché quando è colpito il vero comparto industriale non sei a Rocca Pietre, per capirci, ecco, tanto per capire.
Infatti vedete che c'è Alleghe, perché Alleghe ha perso praticamente tutto quello che era la parte industriale, in realtà ha perso l'infrastruttura, non ha perso la parte industriale, e quindi anche questo ci dice, ecco, per esempio in questo caso Feltre. Feltre perché? Perché Feltre ha un grado di industrializzazione abbastanza alto, e quindi anche qui andrebbe valutato, eventualmente andrebbe valutato un supporto. Inoltre potremmo vedere anche come hanno reagito i comuni a queste cose, e questo però va preso molto con le pinze, perché questo qui intanto andava compresa bene la domanda. La domanda di questa schermata era comune ente in generale, no? Quanto è speso per gestire la prima emergenza? E lui mi doveva dire 100. E poi gli chiedevo, di quei 100, quanti ne hai spesi per alloggio temporaneo e quanti per servizi di emergenza? E qui si apre un mondo. Mentre l'alloggio temporaneo è chiaro a tutti, il servizio d'emergenza viene interpretato nei vari modi. Chiaramente si fa confusione tra servizio e attività, comunque cioè, è proprio il servizio non è chiaramente una cosa, non dovrebbe essere una spesa di investimento, tanto per parlare in burocratese, e quindi necessariamente si è fatta confusione. Però anche qui ci dice l'impegno che i singoli comuni hanno messo durante la fase di gestione dell'emergenza. L'altro elemento che potrebbe indirizzarci anche nell'individuazione, quindi nel farsi un'idea, è quello delle spese di ripulitura. Okay? Questi qua sono tre fogli che io ho esportato dal nostro censimento, che peraltro era online ai tempi, e quindi ci permette di fare queste analisi. Le cifre, ve lo dico io, non ci credo neanch'io, quindi però certamente l'ordine è corretto. Quindi la cifra lasciatela stare, ma l'ordine è corretto. In sintesi è 1 milione, è 100.000 e 10 milioni. Quindi l'ordine è certamente veritiero. E questo è un supporto che io personalmente lascio, e quindi vi inviterò poi appunto con Francesco, sempre disponibile quando se c'è bisogno, sicuramente sì, almeno nel fare un calendario delle cose, delle attività, o meglio, dei comuni, degli enti da chiamare, perché noi ci focalizziamo per i comuni, perché non posso personalmente, poi ditemi voi, ritengo che sia errato andare presso la BIM, per esempio, faccio un nome, la BIM GSP, ci sono due BIM. La BIM, per chi non lo sa, è quella che gestisce tutto in provincia, tutti i servizi, tutte le acqua, luce, no, acqua, gas, fognatura, e fa anche poi la parte di, diciamo, gas, quindi bomboloni, queste cose qua. Comunque è quella che fa queste attività in provincia di Belluno. È divisa in due, è infrastrutture e servizi, quindi quella che realizza e quella che invece gestisce, e chiaramente certamente è stata colpita, di lì no, però insomma Rocca Pietra insegna 3 km di acquedotto che se ne sono andati in poche ore, e necessariamente andrebbe, però ritengo che noi dobbiamo focalizzarci sicuramente nel supporto agli enti. Ok, e quindi in questo modo abbiamo visto che c'è uno strumento per intanto andare a individuare quali sono. Poi l'altro strumento che mi sembra corretto lasciare è dei contatti, perché l'altra domanda è: bene, una volta che ho capito di chiamare quello, chi chiamo? Ok, quindi vi lascio i contatti. Anche questi sono i contatti del centro funzionale, sono contatti che normalmente non trovi in elenco, perché sono i contatti dell'allertamento del centro funzionale. Però ritengo che se il sindaco ha firmato per dire che io voglio essere allertato là, non ne farei un grandissimo mistero. Poi chiamare il sindaco non credo che vai a ledere la privacy di qualcuno. Ditemi anche il vostro parere, per l'amor di
io, però rimango che sia questo. A questo, per non rubare troppo tempo, volevo solo far vedere due cose, che è proprio questo qua. Questo è il commissario, come sapete appunto per fare un po' di storia, l'8 novembre è stata dichiarato lo stato d'emergenza anche per la regione Veneto, erano 11 le regioni, e il 22 novembre è stata aperta l'attività commissariale. Il commissario si è attivato credo il 26 con una struttura commissariale, perché il commissario per legge è il presidente della regione, che ha poi nominato la struttura commissariale. Il nostro presidente rimane ancora commissario, ma il dottor Dell'Acqua, che è il responsabile, il direttore dell'area tutela dell'ambiente e del territorio, è quello che poi opera per coordinare la struttura commissariale. Quindi se c'è una struttura commissariale, la palla di tutta la diciamo, ripartizione dei contributi passa al commissario e alla struttura commissariale, quindi va fuori dalla protezione civile e passa a questa struttura. Trovo anche corretto, perché se no credo che non avremmo letto oltre. E quindi tra le tante cose che prevede l'ordinanza, che è la 558 del 22, no? Prevede queste cose qua, che sono i supporti privati, dice domanda di contributo di immediato sostegno alla popolazione. E quindi, come vedete, esistono già dei moduli che andate a scaricare. Mi dicevi che qua ce l'avete, vero? Ecco, allora faccio rapidamente il percorso, così tutti lo potete poi andare a vedere. Regione Veneto, eccola. Ok. Qui brillantemente hanno cambiato il portale, li avrei ammazzati. Ok, sicurezza del territorio, dove c'è fatalità la sirena. Dico sicurezza e ci metto la sirena. E poi vado al post emergenza. E lì entriamo dove quelli che adesso stanno operando veramente per le amministrazioni. Tutti voi avete sentito una volta nella vita, ma non perché sia sicuramente bravissimo, l'ingegnere De Sabata è il responsabile, Alessandro De Sabata è il responsabile del post emergenza. E questo è da qui dove io mi sono andato a scaricare i moduli. Abbiamo detto ordinanza 558, ok? E qui trovate per i comuni, le comunicazioni per i comuni, le norme, vabbè, tutto quello che è stato fatto fino adesso, non tantissimo, fino adesso è stato dibattuto per una settimana la 558, perché quando metti insieme 11 regioni è stato un bagno di sangue. Potevamo farlo in un giorno, avevamo detto per favore facciamo uno stato di emergenza per ogni regione, così dopo, come si può dire, non siamo certi migliori, però se abbiamo un tempo d'azione sarebbe stato bello poterlo rispettare. Invece ci abbiamo messo una settimana per raggiungere la cosiddetta intesa, cioè che sta 558 andasse bene a 11 regioni. E quindi adesso è stata anche rivisitata con la 559, che peraltro per noi molto importante, ha aggiunto alcune deroghe sul taglio degli alberi, no? Sul trasporto taglio degli alberi, che sennò sarebbe stato veramente difficile. E sono stati fatti i modelli per i comuni, che sono i famosi quadri A e B, che poi adesso li apro da me, ma insomma alla fine perché sono più veloce qua, no? Ok? Apriamo, e questi qua sono quelli che avete probabilmente già visto nel censimento. Ovviamente chiedono un numero di informazioni spropositato, però non è una questione di colpa, è che il Dipartimento ci fa delle domande e noi dobbiamo rispondere a quelle domande. Io non ho la risposta, la devo chiedere ai comuni. I comuni si trovano a compilare sta roba qua.
in questo momento può essere anche difficoltoso, non tutti ce la faranno a fare un po' di lavoro, no? E quindi, come vedete, le spese di intervento, che sono le spese proprio che ha sostenuto il Comune, dovrà indicare riga per riga, spesa per spesa, quello che ha fatto. Quindi quando ieri aveva comprato i panini ai volontari, giusto perché rimango nel mio campo, si dovrà ricordare dove ha messo quello scontrino, se no ciccia. Poi ci sono le spese per l'autonoma sistemazione, che vuole dire che è possibile, ovviamente, se qualcuno ha già, tutti più o meno avete già fatto un'emergenza, quindi se io vi parlo di cassa sapete di cosa stiamo parlando, contributo autonoma sistemazione, che vuole dire che io la famiglia o anche singolo che è stato ancora l'ordinanza di sgombero, può andare ad abitare, può prendersi una casa in affitto oppure mantenere per un periodo il supporto presso un albergo pagato in questo momento dal Comune. E poi ci sono, salto questo che mi pare effettivamente fuori misura, e fortunatamente non ce ne sono state, l'unico che c'è stato è stato colpito da un albero, quindi oggettivamente anche un incidente, un semplice incidente. L'albero chiaramente era stato però sradicato dal vento, e poi qualcuno ci spiegherà se quell'albero era un albero, perché è già partita la magistratura per capire se l'albero era marcio. E questo invece è l'altro quadro in questo momento si sta facendo, proprio in queste ore, si sta facendo la ricognizione di A e di B. Però certamente per i comuni già A e B è un bel lavoro. Io questo ve lo faccio vedere perché abbiate una contezza, ma io immagino che il comune non ha bisogno di un grande supporto su questo, qui deve tirar fuori tutto quello che ha speso nel COC. Anzi, caso unico, faccio 10 passi indietro, caso unico, sono stati aperti 64 COC su 64, è stato aperto un CCS, sono stati aperti 4 COM, meraviglioso sotto l'aspetto organizzativo. Sulla funzionalità se ne potrà dire finché volete, però se non c'erano era peggio, e quindi sicuramente un esempio importante. Ma non è un plauso alla Regione, perché la Regione normalmente non è che facciamo grandi cose, però il fatto di aver aperto l'unità di crisi regionale è un altro elemento fondamentale, che non era stata mai aperta. La norma dell'unità che istituisce l'unità di crisi sarebbe addirittura del 1985, che poi però mancava l'attuazione, che è stata fatta nel 2013, e quindi dal 2013 a oggi sono successe diverse cose, però non è mai c'è mai stato quel polso per dire ok, apriamo l'unità di crisi. Forse l'unità di crisi ha indotto tutte le prefetture, in particolare che sono le prefetture a gestire l'emergenza, a comportarsi in una maniera omogenea. Vi cito l'unico dato che a memoria mia, non faccio questo mestiere da 10 anni, non lo faccio da 1 miliardo di anni, quindi la mia memoria è breve, brevissima, però sono sempre stata vivente in Veneto, quindi un po' di memoria ce l'ho. Non erano mai state chiuse tutte le scuole di tutto il Veneto, e quindi questo è stato un elemento secondo me estremamente importante. Perché era importante? Non tanto perché mio nipote faceva saltati così, speravo, era importante perché la gente ha capito la rilevanza dell'evento, e questo secondo me è stata un'azione intelligente in questo termine. E sempre su questa roba qua evidentemente ci sono poi invece il quadro dolente, che è questo qua, che è quello per i privati. Questo come viene fatto? Ve lo ricordate? È sempre quella la ricetta, no? La ricetta è che io dico al privato: compilami un modulo, questo modulo è questo, quello forse abbiamo già aperto, modello B, eccolo qua, e quindi loro compilano questa autodichiarazione,
dove però devono indicare i danni e devono indicare alcune cose, per esempio io sostengo alcune cose, dico che in queste domande deve essere tutto molto semplice, no? Ci sono forse delle cose che si potrebbe anche lasciar perdere, no? Chiediamo, in certi punti chiediamo il mappale. Se io ti dico che sono proprietario, cioè a quel punto dovrei fare un accesso al registro e quindi vedere se tu realmente sei il proprietario, cioè mi pare eccessivo. Però ribadisco, se lo facciamo anche sulla base di alcune sollecitazioni, però la cosa importante sono questi: quando un singolo va a definire quella cosa là, io credo che non tutti abbiano un'idea di come, cioè tutti sanno che la casa propria mi entra l'acqua, non ho più il tetto, la frana mi ha un movimento franoso, adesso se è stata portata via è facile, è il costo di costruzione, ma il movimento franoso mi ha creato delle lesioni in casa, famose crepe, e quindi non sanno valutare bene quanto sia l'intensità. E quello, secondo me, questo invece è l'ottimo supporto che mi aspetto accettino e che voi spero vogliate dare alle amministrazioni. È proprio nella compilazione di questo. Perché fino a prima è un racconto, e vabbè, quante stanze le contano anche loro, in genere le pitturano, quindi le sanno quante sono, però certamente quando iniziamo a dire la quantificazione, che peraltro da qualche parte, ma credo che siamo riusciti a toglierlo, c'era di fare riferimento al preziario regionale, e quella è una grande roba, cacchio conosce il preziario regionale, cioè vuole saperlo, però va bene. E quindi questo è importante invece. Questo qui dove va? Va dentro il quadro B e C, è una di queste righe. E quindi tante righe sono tante persone o tante proprietà private danneggiate che fanno poi i danni privati. Messe insieme queste informazioni è un bel lavoro, un bel lavoro. Ecco, questo secondo me è quello che potrebbe essere l'impegno nostro sotto questo aspetto. Se avete domande, se no ne ho. Posso? Sì, sì. Scusa innanzitutto per il ritardo, ma ero bloccato in autostrada per l'incidente. Mi collego all'ultimo discorso che ha fatto in merito alle stime, alla quantificazione del danno. Sì. Nel caso mio, se mai dovessi dare disponibilità o comunque fosse necessaria la mia disponibilità, arrivo da Verona. Quindi con un panorama del mondo edilizio magari diverso rispetto a Belluno e quanto altro. E quindi se volevo capire se il supporto che viene richiesto e quindi poi arrivare a quantificare, anche di assommare una cifra, e se questo era, se avevate più o meno una linea, un range di costo, perché ripeto, lavorare a Verona, in centro a Verona ha un costo, lavorare a Belluno non è una valle che ha Agordo, bella. Guarda, io farei così. No, domando però. No, ma è una delle domande più corrette che si possono fare dopo una delle prime domande secondo me sono fatte. Cioè, io farei così. Qui si tratta di capire di cosa stiamo parlando. Se dovessimo fare un rapporto, no? Ma non è possibile, però per capire, siccome credo che quasi tutti voi avete fatto il corso, quello a EDES, no? Qui stiamo cercando di capire se è B o E. Ok? Quindi alla fine della fiera tutto quello che è B ci va benissimo, quando è bisogna alzare le antenne. Ma le, in questo caso, ringraziando il cielo, ce ne sono, ma ce ne sono molto poche e sono già assolutamente monitorate, perché l'evento non è un evento tipo l'evento sismico, quindi è un evento che ha creato dei danni e quindi ha sicuramente parzialmente danneggiate molte migliaia di abitazioni, questo sicuramente sì.
Per quanto riguarda la quantificazione, è una quantificazione che è assolutamente quella ordinaria. Ma qual è quella ordinaria? Siccome non è un preventivo quello che si deve fare, ma è una quantificazione sommaria, bisogna azzeccare l'ordine. Cioè, io capisco da 10 a 50, insomma, bisogna essere un po' attenti, ma 10-15 non sposta nulla, ecco, in questo caso. Dopodiché ci saranno le fasi successive, quando invece e lì non ci arriviamo, lì, perché Rossito aveva detto deontologicamente, e sono d'accordo, arriviamo a dare un supporto alle amministrazioni per poter sopportare questo flusso enorme di persone che poi adesso peraltro arrivano tutte, una volta, anche questa è una bella storia, cioè una volta arrivavano un po' per volta perché dovevano prendere il modulo, tornare a casa, e adesso se lo scaricano da internet arrivano tutte insieme, e quindi bisogna supportare l'amministrazione per poter dire guarda, ti aiuto, ti indico, eccetera. Dopodiché quanto costa un coperto è evidente, insomma, più o meno il prezzo è un metro quadro, e quindi quello è l'ordine, non ci si sbaglia tanto. È chiaro che ci sono poi delle specificità, se è un coperto di quelli fatti, vecchi coperti per esempio di un tabbià di Roccapietore, sarà tutta un'altra storia rispetto a un coperto ordinario fatto a Marghera, che insomma anche non farlo va bene comunque. Però io direi che è la stima l'obiettivo, e quindi quello penso si centri. Ok? Posso fare un'osservazione emersa? Le teniamo alla fine perché c'è, scusate, sì, veloce però. Come mai non avete pensato, avete, nel senso pubblico, ad allestire un database di fotografie inviate dalle persone colpite? Perché tutti ormai scattano fotografie col proprio cellulare, e quantificare danni da parte di un'unità centrale con un criterio abbastanza uniforme e di larghissima massima sarebbe più veloce, più efficiente, e darebbe anche la possibilità di attivare le persone direttamente colpite. Posso solo dirti che tu hai perfettamente ragione, però guarda, posso dirti la massima di papà: a pensare i gallinacci finiscono a Natale, quindi ce li tirano il collo. Allora, quando c'è da operare, noi ci mettiamo a fare, è tutto giusto, ma neanche anche noi non abbiamo la grande opportunità di dedicarci in questa maniera. Poi quando è il momento facciamo anche le riflessioni. Per di più è anche da dire che in ogni caso, parere mio, è che queste attività è bene le faccia quantomeno una persona che abbia un minimo di competenza. Se non ce l'hai, la vai a cercare. Siccome io mi immagino che queste persone le vadano a cercare all'interno delle proprie amministrazioni, stiamo parlando anche di piccole comunità, stiamo parlando, anche questo è uno svantaggio, ma è anche un vantaggio, e quindi loro andranno a cercare lì queste cose. Quello che suggerisce è assolutamente una cosa che posso anche dirti che abbiamo anche in qualche modo pensato, come di fare un database centrale dei danni, eccetera, ma in questo momento no, non siamo ancora così avanti, abbiamo delle tecnologie molto avanti, ma noi siamo quello che siamo. Te lo dico con un grande onestà. Bene. Allora io cercherò di essere breve perché i tempi sono stretti, era più importante sentire la relazione Incene-Atalanta. Io vi espongo una serie di cose che poi ve le leggete con calma, perché tanto chi sarà operativo sul posto le avrà a disposizione. Allora, al di là della questione antinfortunistica, di cui dopo ci parlerà l'architetto Bortolato, di cui ha somma esperienza su queste cose, le cose basilari devono essere chiari: caschetto, scarpe, un giubbotto di evidenziazione. Per chi fa parte del gruppo NTN ha il giubbetto, quello della federazione. Chi non ce l'ha non è un problema, perché adesso con l'accreditamento di quelli che avevano dato la disponibilità vi diamo il cartellino di riconoscimento e una spilletta della federazione, giusto perché tante volte quelli non si possono indossare, quindi ve lo attaccate sul giubbotto in maniera di essere riconoscibili. Guanti, torce, materiali per scrivere, macchina fotografica, al di là che sono cose, vorrei dire, non di una basilari, ma addirittura proprio primordiali.
Quello che è importante nella differenziazione con gli enti e con i privati è quello di essere identificati, giusto perché lo vuole anche la privacy per tanti motivi. Di solito le operazioni di ricognizione a immobile o a zona è di un'ora e mezza, in cui dovrete compilare delle schede, se saranno di sopralluogo, a meno che non siano fatte come devono essere quelle di stima che vi ha fatto vedere l'ingegner Taranta, ma siamo sulla tipologia di quello che era stato fatto nell'evento di Dolo Mirano, giusto per chi le ha fatte. Sono veramente sommarie, allora quelle si fanno direttamente in ufficio dal comune, che predisporrà una zona di ricevimento, come abbiamo fatto a Pianiga e Dolo, e allora il problema è di carattere completamente diverso. Tante comunque di quelle schede, anche riassuntive, quelle le compilano di solito il comune, non siamo noi che le dobbiamo compilare, noi diamo solamente il supporto per la stima e la valutazione di larga massima. Chiaramente nei casi di necessità d'emergenza dovete chiamare prima di tutto il 118 se è un problema di carattere sanitario, o il 115 se si tratta di vigili del fuoco, o comunque in ogni caso poi a seguire la sala operativa. Però è chiaro che, per esempio, come è successo ad Olo, c'è stato un problema di incendio, inutile che chiami la sala operativa, chiama il 118 o chiama il 115, cioè bisogna anche un po', come dire, avere il buon senso di un'azione di base per non perdere tempo, se questo fosse il problema. Sulla questione del rilievo fotografico invece dei beni, se siete in sopralluogo dovete almeno fare 2 o 3 foto per ogni immobile o per ogni zona, non una foto sola. Poi queste le consegnerete a noi con le schede di compilazione, che poi vediamo se saranno fatte quelle, dipenderà dal servizio che ci viene richiesto. E poi che non succeda che gliele lasciate al comune o al privato se le claudo, perché non va bene. Queste ve le dovete tenere voi e le consegnate a noi, che le teniamo per una questione di sicurezza, tra virgolette, perché come è successo ad Olo, che sono state diverse richieste perché non ritenevano congrue le stime, perché non ritenevano congrue l'inagibilità o l'agibilità, data fatta, viste le foto, capito il problema, i sindaci hanno avuto anche loro la possibilità di dire sì era congrua, no non era congrua, sì equilibrato, non equilibrato. L'importante è che le fotografie diano esattamente un'idea dello stato dei luoghi, soprattutto perché si è fatta una stima ed è un poner, come si suol dire, non è di certo una reggia che possa chiedere 10 volte tanto il valore del bene, perché poi le richieste tipiche sono queste. Poi quello che dovete sapere nel cartellino identificativo ve l'ho detto, dovete mandarle comunque, non vanno lasciate copie delle stime e delle cose, la compilazione viene fatta dal momento, ne tenete una copia voi per voi, se sono le schede di sopralluogo, se saranno quelle, le dovete tenere voi, ed eventualmente se sarà concordato col comune le lasceremo al comune, non vanno lasciate eventualmente ai privati, questo deve essere chiaro, le consegniamo al comune. Per semplificare, gli originali li terrete voi quantomeno in questa fase, se sarà così la compilazione. A noi ma le scansionate ce le mandate. Nel momento del debriefing o quando lo riterremo opportuno vi chiederemo di portarcele o di incontrarci e faremo una riunione apposita, perché poi verranno trasferiti in originali al comune. Per il momento il problema comunque non è questo, ma è giusto per sapere cosa facciamo. Se ci sono giornalisti che girano, vagano, rompono, perché è già successo, soprattutto questo succede nella prima fase di emergenza, però capita anche in queste fasi, non siete autorizzati a rilasciare nessuna dichiarazione, né a titolo personale, né tantomeno a titolo né della FOIA né della Regione, perché vi mangiamo vivi. Tanto per essere molto chiari, siccome io sono molto schietto, questo è anche, vuol dire che se non state allerta con le antenne
e soprattutto non seguite quelle che sono le procedure, è anche possibile un richiamo disciplinare. Non lo faccio io ovviamente, però la segnalazione arriva all'ordine di competenza, perché ci sono limiti di buon senso e di educazione, prima di tutto. E secondo, che non succeda che incominciate a dare bigliettini a destra e a sinistra perché veramente vi corro dietro, non vi vengo a prendere, perché noi siamo volontari, non stiamo facendo procacciamento di lavoro, e questo deve essere molto chiaro, perché se no non fate questo tipo di attività semplicemente, allora andate a cercare il lavoro, non c'è problema, liberi di farlo, ma non con la casacca del volontario. Chi ha fatto i corsi NTL lo sa, chi non li ha fatti è bene che lo sappia, perché vi corro dietro, non esiste, perché facciamo tutti una pessima figura e non è quello che dobbiamo fare noi e non è quello che ci aspetta da noi la Regione. Ci tengo molto perché succede fisiologicamente. Già nell'evento del Belluno ne abbiamo beccati un paio e si sono presi un richiamo disciplinare in ordine di competenza. Tanto per essere chiari, perché non scherzo, perché dà fastidio, cioè c'è gente che veramente ci mette il cuore di fronte a chi ne fa una speculazione. Gli sciacalli non li vogliamo, se no cambiate mestiere. Tanto per essere chiaro, con rispetto per tutti, però le cose devono essere chiare. Sì, e dopo qua c'è, adesso qua una cosa un po' più complicata e riguardava le agibilità. Comunque nei sopralluoghi che si fanno per quelli che sono oggetti pubblici, come sono le strade, come sono le frane, di solito si va col tecnico comunale. Fino adesso quelle poche cose d'emergenza che abbiamo dovuto fare tra capo e collo, perché avevano questo censimento, le abbiamo fatte col tecnico comunale. Se no di solito si fa col proprietario dell'immobile e del terreno. Certo, non siamo noi che dobbiamo andare a catalogare e a quantificare le foreste, perché non facciamo il mestiere dei forestali. Però magari potrebbe essere che comunque ci sia qualche cosa di annesso e connesso che possa far parte del luogo, perché comunque voi accedete a un luogo probabilmente privato, quindi dovete farlo col proprietario, giusto per questioni operative. Già successo. Se poi ve lo dico perché è già successo soprattutto a Dolo, siete per esempio in una condizione di qualche industria, di qualche fabbrica e vi troviate con l'amianto, perché tanto col tornado è successo di tutto e di più, per chi lo chiama tornado, per chi lo chiama tromba d'aria, comunque sempre 200 km all'ora era, e qui non era tanto diverso, quindi scoperchiamenti di tutti i tipi. Allora, caro signori, non entrate nella zona dell'amianto, restate fuori, cercate di fare una stima a vista e immediatamente avvisate noi della sala operativa, se siamo operativi, sala operativa o il sottoscritto, il quale provvederà ad avvisare comune, regione, tutto quello che c'è da fare, perché noi non siamo competenti in materia, quantomeno non in questa sede. Poi le valutazioni della scheda, questo è per la valutazione della stima del danno dal punto di vista dell'agibilità, poi la vedrete, è fatta praticamente a peso, 1/3, 2/3, 3/3, a seconda di come lo stimate, quindi sono cose estremamente sommarie, se di questo si tratta il problema, se quello che viene richiesto è l'agibilità, ma lo sapete nel momento in cui vi verrà chiesto il vostro intervento tramite noi o la regione, comunque sempre tramite noi, e quindi vi qualificheremo quale sarà il tipo di assistenza da dare, perché questo cambierà a seconda delle richieste. Poi agibile, non agibile, è fatta sul facsimile, anche se non ha niente a che vedere con la questione delle schede EDES, ma proprio perché non esiste una schedatura tipo EDES né per i tipi di al sistema d'alluvione codificati o sistema di scoperchiamenti, comunque trombe d'aria o comunque colpi di vento, eccetera, o allagamenti, abbiamo più o meno richiamato alcuni criteri, ma non ha nulla a che vedere con la questione della scheda EDES, è solo un criterio principale, giusto per dare un'indicazione di agibilità o non agibilità. Le schede devono essere firmate dai professionisti e dai proprietari. Adesso vedremo quante squadre ci saranno, se ci saranno, come saranno, se saranno 1, 2 o 3 persone. Di solito non dovrebbero essere mai meno di 2, perché uno fa testimone per l'altro. Devono essere tutte firmate, se si tratta delle schede di agibilità o di un rilievo specifico,
e firmate se col tecnico comunale, dal tecnico comunale, o dal privato, ma tutte le pagine. Uno di voi al rientro si farà carico, per chi è della squadra, di recuperare, appunto, di tenere questa scheda, di recuperare le fotografie, che poi uno solo le manderà. Non serve che le mandate così e tre, perché non ha nessun senso, basta che vi organizzate in squadra tra di voi. E vanno trasmesse in questa fase qua a noi della FOIV, che poi le trasmetteremo alla regione. Come ho già detto, no social, per cortesia, perché l'hanno già fatta. E per un pelo non ci siamo trovati in una situazione un po' antipatica, per cui uno dei tanti motivi era giusto per regolamentare questo tipo di attività, non aveva esperienza, l'ha fatto in buona fede, niente di grave, però bisogna cercare di evitarlo. Poi, dunque, le schede di agibilità, vado veloce per dare più tempo ai colleghi, è molto semplice, questo l'abbiamo ricavato dal lavoro che avevamo già fatto per Dolo, per la tromba d'aria, è abbastanza semplice, richiede tutti i dati, poi ve lo guardate perché è inutile che adesso vi faccia perdere tempo, in ogni caso è una compilativa abbastanza veloce, poi se questo è l'oggetto e lo ricevete, ve lo leggete con calma, ve lo studiate, non è niente di che. È un po' di informazioni generali, un po' indicazioni di come sono fatte le strutture, il tipo di danni, qui c'è appunto il peso della gravità del danno in maniera molto sommaria, solai, strutture portanti verticali, impianti, servizi a rete, se si sa, se non si sa, niente o non so, qualsiasi opzione, tipo di elementi secondari, di cui se questo fosse il problema forse è più questo che altri problemi, e altre indicazioni. Abbiamo lasciato altro per lasciarvi una certa libertà d'azione, perché comunque esiste la discrezionalità del tecnico, sia il sopralluogo, che solo chi è in sopralluogo lo può valutare. Non possiamo noi tramite le foto, no? Come quando si facevano le schede EDES, poi al rientro si andava tutti quanti al COM, a che trovavi, se ti eri fortunato, il bravo tecnico del dipartimento che poteva darti un'indicazione, ma trovavi anche lo studente e poi magari ti faceva anche modificare la scheda, ma non sapeva di cosa stessimo parlando. Solo per un magari discorso di incoerenza, ricordate che i tecnici siete voi, e siete voi a firmarlo. La discrezionalità è assolutamente vostra. Per qualsiasi evenienza, in ogni caso, potete contattare me senza problemi, intanto io sono sempre a disposizione. Le firme appunto di tutti i tecnici, quelli che ovviamente ci sono, e della proprietà o dell'ente comunale, eccetera. E qui dopo ve la leggete un po', i criteri sono quelli che vanno già illustrati. Soprattutto perché deve essere chiaro che se lo dite non agibile o non praticabile, che può esserlo anche una strada, deve essere compilato esattamente quel format relativo alla non agibilità e non altri, e va validata in questo senso, se questo è il problema. Bene, il report sulle strade e sulle frane è molto semplice, l'abbiamo tarato con un collega che ha fatto i primi sopralluoghi in questi giorni, una compilazione molto semplice, anche perché non c'è un format, tra virgolette, preciso, quindi si tratta di indicare con un numero sequenziale la via, il tipo di danni, qui vi ho lasciato questo giusto perché capiate come deve essere fatta la descrizione, che è assolutamente sommaria, e le eventuali descrizioni, costi, se c'è un sistema di riferimento o un totale. Okay? Non c'è nulla di più, ma questo lo si deve fare per ogni zona ubicata. Quelle che ne abbiamo fatte diverse, ma abbiamo dato 3 sopralluoghi, non è stato niente di che, ed erano veramente sommari perché questi avevano la chiusura del censimento. Alla fine la georeferenziazione. Prendete Google Maps, ci mettete sopra i 4 puntini della zona e abbiamo capito dove ci troviamo, punto e fine, giusto perché magari l'assetto montagnoso è un po' più particolare. E le firme. A chiudere, questa è una scheda che adesso vedremo se riprenderla oppure no, era per il rischio idraulico, era stata fatta da FOIV con la regione nel 2016. Questa è una tipologia, anche questa
ha il suo perché per il momento richiedeva questo tipo di analisi, è sempre molto semplice, ve la vedete, ve la studiate, vedremo se adottare questa, se sarà da adottare, perché ripeto, dipende sempre dalle richieste che fanno i comuni e tutte le analisi di conseguenza che devono essere semplicemente fatte sommarie. A proposito, giusto anche per guadagnare tempo, chi vuole fare l'accreditamento per la consegna del tesserino, eccetera, la Valeria, la nostra mitica segretaria, che se non ci fosse lei saremmo tutti persi, ci dà una mano come sempre in questa operazione. Quindi adesso lei con nominativo chiama uno a uno, ok, e vi consegna, così guadagniamo un po' di tempo per il relatore. Bene. Io non ho altro da dirvi perché do più spazio ai colleghi. Francesco, Sì, chiedere una cosa? veloci sì, basta essere veloce. Prego, se posso, se no le teniamo da fila. Semplicemente, Sì. per quanto riguarda i fabbricati non ho capito, ma per quanto è una frana, per esempio, volevo capire l'operatività nostra fino a dove arriva, cioè se io Sommario. è imminente che la strada deve essere chiusa. Molto semplice, comunicazione sei là direttamente col tecnico del comune, perché se hai una frana riguarda pubblica incolumità. Sei col tecnico del comune, glielo dici e quando arrivi alla fine della serata gli fai il report e glielo fai sottoscrivere. Punto. Seconda cosa, come mai adesso si chiede firmare la documentazione del proprietario? C'è un motivo? Beh, se è privato sì, per legittimare il fatto che comunque lui era presente. Ma se non è d'accordo con quello che abbiamo scritto? Può anche non firmarlo, ma allora a questo punto ce lo devi comunicare. Non è mai successo. Per il momento non è mai successo. Altra cosa, Però è legittima comunque la domanda. l'operatività, secondo ho visto adesso le mail che sono arrivate, chiedevano la disponibilità per 2 giorni, prossimi 2 giorni successivi. È possibile avere, diciamo, una programmazione No. fra un mese, fra una No, sai perché? Grazie però che me l'hai chiesto, perché la domanda è più che Perché è un po' pertinente. difficile per due Sì, lo so, ma sai qual è il problema? Allora, chiariamo subito una questione, che è bene che ci parliamo chiaro, perché secondo me molti di voi non hanno capito di cosa stiamo facendo. Allora, ve lo spiego un'altra volta. Primo, siamo volontari. Secondo, abbiamo dato una disponibilità. Terzo, se dai una disponibilità deve essere presente. È chiaro che l'impedimento c'è, pazienza, non ti preoccupare, io ho sempre il piano B. A Dolo su 5 squadre ne avevo 6, di cui una era il jolly di reperibilità. Per esempio ci hanno tirato il pacco parecchi che al 28 di luglio dicevano domani parto per le ferie. E volevo dirgli ma ascolta, ma perché hai dato l'adesione? Se sapevi che andavi in ferie, legittimamente, ma non lo sapevi prima che partivi per lo Zimbabwe, cioè a meno che non prendi un last minute, no, lo sapevi. Allora, parliamoci chiaro, se date la disponibilità nei limiti di quello che voi potete fare, ovviamente, non è mica un obbligo, però è chiaro che l'operatività è quella che chiede al momento. Noi non siamo in una situazione del sisma in cui sappiamo che abbiamo 5.000 edifici da visitare, non lo sappiamo. Il problema di come si è svolta questa emergenza è, vorrei dire, un tantinello anomala, ci ha messo in difficoltà e ci tiene in difficoltà perché è di difficile gestione, perché loro giustamente, come ho spiegato anche all'ordine di Belluno quando sono stato in riunione la scorsa settimana, ho detto signori, queste persone avevano la stagione invernale da fare, ma secondo voi pensate che diano priorità a casa sua? No, perché se perdono la stagione sono finiti. E giustamente, è più che condivisibile e apprezzabile in tutti i sensi, hanno dato la priorità all'attività lavorativa. Era giusto così. Però con questo chiaramente tutto passa in secondo piano. E praticamente quello che stiamo facendo adesso era quello che dovevamo fare 20 giorni fa. Allora adesso stiamo facendo un ricollegamento di tutta la procedura, stiamo ricontattando di nuovo i comuni, come vi ho già spiegato in Genere Taranta, per fare il punto della situazione e poter dare un minimo di organigramma, di programmazione, che non è facile purtroppo. Ma la disponibilità Sì. si dà per una settimana, per esempio? No, giornaliera, punto. Ah, si va su e si torna a casa la settimana. Giornaliera, punto. Perché in questo momento, primo, non ci sono campi base.
Secondo, non è giustificato perché effettivamente la ricognizione tutto sommato può essere concentrata, fortunatamente. Per un altro verso, ripeto, forse più che un danno alle strutture edifici e quindi problema di persone che sono fuori casa, farli entrare o meno, fortunatamente non dico che sia quasi a zero, ma il grosso sono stati bravissimi, se lo sono già risolti da loro, e questa è una fortuna. Rimane un problema forse legato più alla viabilità, però tenete conto che la viabilità principale, questa è già stata risolta. Quelle che noi abbiamo sono di solito viabilità secondarie. Il grosso delle attività principali sono state già risolte o sono in fase di soluzione con Veneto Strade, che ha fatto un accordo con i singoli comuni, fin dove poteva, perché avevano il problema di garantire la stagione, l'accessibilità alle persone che dovevano andare in ferie. Giustamente, cioè è stata una scelta più che corretta. Però adesso arriva tutto il problema di strade, frane su zone secondarie. Per cui forse magari il rischio di doversi trovare con un'emergenza forse potrebbe essere limitato, ma siccome noi non sappiamo la meteorologia come funziona, magari può capitare, la gestiamo di volta in volta, step by step. Ok? E poi magari se c'è qualcos'altro ve lo potete chiedere anche dopo. Affido alla dottoressa Buzzi se vuole fare il suo intervento. Grazie. Mi sentite senza microfono? No. Io odio stare dietro le cose, sono una psicologa. Quindi rompo gli schemi, ovviamente. Allora, avendo poco tempo e sapendo che siamo alla vigilia di un'attivazione, ho preferito raccontarvi, noi siamo stati qui, e quindi raccontarvi che cosa potreste incontrare e come entrare in contatto con le persone con le quali avrete a che fare. Quindi quello che trovate nel Bellunese in questo momento non è assolutamente quello che ci possiamo aspettare. Le persone sono tranquille, sono già proiettate sull'inizio della stagione per chi ha stagione turistica da portare avanti, sono proiettate sul cercare di rimettere a posto quelli che sono i loro danni. Quindi non troverete, non so chi di voi sia stato in altre emergenze e quindi sia stato per esempio nei vari sisma che ci sono stati, non troverete quella situazione lì. Non troverete quella situazione lì per una serie di ragioni che bene o male in qualche modo sono già uscite. Una, non ci sono state vittime e quindi non c'è la parte di lutto, anche perché la parte di lutto di una popolazione come quella che è il Bellunese è sicuramente diversa da quello che ci si aspetta nella normalità dei casi. Sono persone molto chiuse, sono persone molto dignitose e sono persone molto legate alle loro zone. Fanno fatica ad aprirsi, per cui l'idea del tecnico che arriva lì scaraventato da fuori non è esattamente una cosa che vi ispira particolarmente. Cosa fare in questi casi dal punto di vista psicologico? Allora, li conosco bene perché io sono una psicologa dell'emergenza e lavoro sia come volontaria che come professionista in questo ambito. E sono 6 anni che noi abbiamo una convenzione con il SUOM 118 di Belluno per gli incidenti in montagna. Quindi sono 6 anni che loro ci vedono girare in varie forme e li vediamo nei momenti più difficili delle loro situazioni e sono comunque delle persone molto composte. Quindi l'approcciarsi a queste persone in questi momenti, al di là della giusta presentazione, anche proprio per dare un nome ad una faccia e non per dire il tecnico X piuttosto che il tecnico del comune o il tecnico ingegnere o il tecnico Pinco Pallino, hanno bisogno di avere un nome, non il vostro nome prima, il vostro cognome va benissimo.
e hanno bisogno di avere una persona davanti che li ascolti in tutte le loro manifestazioni, cioè qualcuno potrebbe essere anche arrabbiato, qualcuno potrebbe arrivare un pochino bellicoso, non allontaniamoli, nel senso perdiamo più tempo a cercare di allontanarli che non ad ascoltarli, e questo ci porta poi a una perdita nostra, nel senso che facciamo più fatica a finire quella benedetta scheda piuttosto che ad arrivare a ascoltarli 5 minuti, perché poi alla fine, nel momento in cui si sentono ascoltati, le persone che hanno bisogno di voi, perché sanno di avere bisogno di voi, perché da soli non riuscirebbero a fare quel compito che, insomma, io ho visto compilare schede in tutte le emergenze dal 2009 in avanti, e vi assicuro che per la persona che è vittima, tra virgolette, e deve chiedere i rimborsi è un incubo, perché la quantificazione, perché è casa sua, perché c'è la parte affettiva, perché ci sono le sue cose, perché a volte gli vengono chieste delle cose che non sa, e quindi è difficile. Il rivolgersi ad un tecnico è ti do questa cosa, mi fai delle domande semplici, comprensibili, alle quali io posso essere in grado di rispondere, e poi sappiate che può succedere, in questo caso succederà un po' meno, ma può succedere che vi raccontino un po' di come è stato l'evento, di come è stato quello che è successo, di cosa è successo a loro, di come hanno visto l'acqua che veniva giù, di come hanno sentito il rumore degli alberi che cadevano, di come hanno visto, ed è normale. Fate prima a lasciare che ogni tanto ci siano queste fughe di informazioni, piuttosto che stopparli e riportarli sul compito, perché riportarli sul compito si raffreddano, si ritraggono, e quindi voi fate ancora più fatica ad arrivare alla fine della scheda di questa compilazione. Sono poi delle persone, e da tecnici è difficile a volte, ho visto persone non alzare neanche gli occhi dalla scheda. Ecco, ricordiamoci che sono comunque delle persone che hanno bisogno del buongiorno, si prego, si sieda, mi chiamo, mi dica, e lasciare che esca qualcosa. Se sentite che invece cominciano ad essere un po' troppo oppressivi da questo punto di vista, un po' troppo difficili da gestire da questo punto di vista, allora magari vi dite: questo non è il momento, questo è il momento per fare questo passo, questa situazione. Poi magari ci sarà un momento, o può chiedere, sarete presumibilmente in comune di solito con i privati a fare queste cose, a meno che non siate fuori, e allora c'è comunque sempre qualcuno, di solito, perché anche se siete in sopralluogo c'è qualcuno dei comuni, i posti sono talmente piccoli che vi troverete a conoscerli più o meno tutti. Quindi c'è sempre qualcuno a cui, se vedete che la cosa diventa emotivamente troppo pesante, affiancare questa persona. L'altra cosa che vi troverete a dover affrontare in questa attivazione è sicuramente l'amministrazione. L'amministrazione in questo momento è sotto pressione, e tanto, ed è sotto pressione proprio per gli argomenti sui quali voi andate a dare una mano. Quindi è difficile mettersi seduti ad un tavolo. In questi giorni noi siamo stati su, e vi assicuro, io personalmente non sono stata su, ma le colleghe che sono andate su mi hanno poi fatto le relazioni, mi hanno detto che è stato difficile metterli seduti anche solo mentre mangiavano, perché scappavano da tutte le parti. Perché? Perché sono convinti di dover tenere il peso di tutta la situazione emergenziale sulle loro spalle, e quindi riuscire a fermarne uno quel tempo necessario per dire quelle 2 o 3 cose non è così semplice. Cosa facciamo in questo momento? Allora, una cosa che si può fare sempre è: ci beviamo un caffè, e
questo non dicono mai di no, nel senso che se avete bisogno di avere qualche informazione particolare, il fermarsi. So che per voi queste sono cose difficili e sono cose che non rientrano probabilmente nella vostra normalità di lavoro, ma vi assicuro che in emergenza cambiano tutte le prospettive. Una delle cose che alla vostra categoria, io sono stata domatrice 2 o 3 volte, una delle cose che alla vostra categoria, in varie fasi dell'emergenza, per cui nella prima fase dell'emergenza ovviamente non c'eravate, ma nelle fasi successive vi ho visti. E una delle fasi che vi ha mandato maggiormente in difficoltà, o delle domande che alla sera mi sentivo rivolgere nel momento in cui rientravano i tecnici dai sopralluoghi, era: ma come si fa ad ascoltare così tanto? Ma come si fa ad essere sempre così sotto pressione? Perché voi siete abituati ad avere la mente sui calcoli, sui disegni, sulle attività tecniche. La relazione è per voi una cosa diversa, mentre invece quando si va in emergenza una delle cose più importanti è proprio creare una relazione di fiducia per poco tempo e di immediata con quelle persone, perché quelle persone ripongono in voi una fiducia immensa, vi mettono in mano quello che è rimasto della loro casa, della loro vita, delle loro attività e aspettano da voi un aiuto che non è soltanto, che è principalmente la gestione dell'evento, della scheda, della richiesta del borso e di queste cose qui, ma ha a che fare anche con un aspetto relazionale. Sono persone che sono in difficoltà e spesso questo noi ce lo dimentichiamo, soprattutto se nella vita di tutti i giorni non facciamo questo lavoro. Sicuramente io sono facilitata, lo faccio nella vita di tutti i giorni, nella mia vita, a vedere persone che hanno delle difficoltà e che vengono a parlarne con me. In emergenza questa cosa cambia perché è tutto molto compresso, voi non avete tantissimo tempo, avete al massimo un'ora e mezza se siete fuori e avete meno se siete in una stanza di un comune, perché fuori c'è la fila, perché nel momento in cui sanno che c'è questa possibilità arrivano tutti. Poi lì, paese piccolo, quindi nel momento in cui circola la voce vi trovate più o meno fuori tutti in un attimo. Quindi in pochissimo tempo il gioco di chi è in questa situazione è quello di creare un rapporto di fiducia con una persona che in quel momento lì ha delle richieste e vuole sapere da voi e ha bisogno di voi per portare a compimento delle cose. E questa cosa si fa mettendosi un pochino in gioco, che non è una cosa che vi succede così facilmente. Nel senso che nel vostro studio siete abituati ad avere sempre una scrivania di mezzo, siete abituati ad avere sempre una situazione comoda, silenziosa, senza gente che entra e esce, senza telefoni che suonano, mentre invece in emergenza questa cosa è assolutamente normale. Capita che lo spazio che il comune vi mette a disposizione sia una stanza un po' di passaggio. Quindi non è la normalità del nostro lavoro da studio, è l'uscire e anche l'andare sul campo, l'andare nelle case con le persone che hanno subito dei danni. E questa cosa non è proprio facile, emotivamente ci colpisce. Ora, la maggior parte delle persone, dei tecnici che ho visto nel corso degli anni, tornava a casa: no, non è successo niente, sto bene. Poi a distanza di tempo, però quella storia là, sai che me la ricordo ancora? Sì, perché emotivamente ha avuto un peso. Quindi imparare ad entrare in contatto con le persone facilmente. Le persone che incontrerete in questa emergenza sono persone tutto sommato facili da incontrare, perché sono delle persone molto disponibili. Qualcuna potrebbe essere arrabbiata, questo sicuramente, mettetelo un po' in conto, ma sono anche delle persone estremamente dignitose. Quindi non aspettatevi le scene pietose,
nessuna scena pietosa, nessun coinvolgimento importante da questo punto di vista, però sono delle persone che potrebbero volervi raccontare che cosa hanno visto. Perché? Proprio perché stanno cercando di creare quel rapporto di fiducia che poi gli permette di dire ok, ho fatto la scheda con una persona di cui mi fido, quella persona lì posso farla entrare in casa mia. Voi immaginate se venisse qualcuno nella vostra casa a fare delle valutazioni, come vi sentireste? Ho visto persone andare a fare delle valutazioni dicendo ah guarda lì, ah guarda là, ah quello lì se sta in piedi è un miracolo, con dietro la persona che sentiva. Provate a mettervi nei panni di quella persona lì. Provate a pensare se venisse qualcuno a casa vostra e incominciasse a girare per casa scrivendo delle cose senza spiaccicare una parola. Adesso non dico che gli dovete raccontare né la storia della vostra vita né com'è la situazione perché non la capirete, però ogni tanto una parola anche del tipo ma qui cosa c'era, ma qui com'era, ma cosa è successo, ma come è stato costruito, anche solo per avere uno scambio con questa persona, perché sennò voi vi trovate a girare scrivendo su un foglio senza parlare con una persona dietro che si sta chiedendo che cosa ne sarà della sua casa. Come vi sentireste se qualcuno facesse così con voi? Sareste capaci, da tecnici poi oltretutto, sareste capaci di stare zitti? No, è difficile. Ecco, voi avete una grandissima professionalità, siete sicuramente molto attenti a tutti gli aspetti tecnici, vi ripeto ulteriormente, però è quello, ma è importante, soprattutto quando si è in emergenza, ricordarci che le persone che stiamo incontrando sono delle persone che dipendono da noi per quella che è la loro casa, la loro attività, il loro paese. Voi andate in posti in cui il paese è come se fosse la loro casa, nel senso che sono quelle comunità talmente strette in cui si conoscono tutti e in cui il comune è un po' la casa di tutti. Quindi in realtà entrate in una realtà per certi versi molto facile perché piccola, si conoscono tutti, ma d'altro canto altrettanto difficile perché appunto si conoscono tutti, quindi le voci girano alla velocità della luce e ognuno si sente responsabile per sé, per il vicino, per quello della strada di fianco e per quello della casa dietro. Per cui potrebbe essere che abbiate anche 2 o 3 persone che vi seguono in queste valutazioni. Con le amministrazioni, non sto rompendo nulla, con le amministrazioni bisogna in questo momento avere molta pazienza, soprattutto perché sono già sotto pressione. Sono sotto pressione dal 29 di ottobre e si sono viste arrivare una serie di persone, situazioni e cose alle quali non sono abituati, sono stati sovrastimolati in questo momento, per cui sono da una parte sulla fase della stanchezza della gestione proprio pratica, burocratica, dall'altra sono stati nell'occhio del ciclone e nell'occhio mediatico per un certo periodo. Adesso le luci si stanno spegnendo e questo è uno dei momenti di passaggio più difficili, perché quando si spengono le luci si pensa di perdere quella visibilità che ci permette poi di portare a casa i risultati che vogliamo. Per cui vedere qualcuno che arriva da fuori per loro è comunque qualcuno a cui attaccarsi, soprattutto in alcuni comuni dove ci sono alcune personalità di amministratori, segretari, personale del comune abbastanza aggressivi da questo punto di vista. Per cui con loro un po' di pazienza e anche dei bei paletti quando è necessario. Devo tagliare? Sì, ho capito. Allora, diciamo che come infarinatura per partire, più o meno questo è lo zainetto base della psicologia dell'emergenza.
L'unica nota che faccio sempre a chi non è psicologo: ricordatevi quello che io sto portando avanti con tutti i soccorritori, soprattutto professionisti, ma anche con chi non ha nessuna infarinatura in psicologia, che è l'autoprotezione, che vuol dire stiamo attenti a non farci male, sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista emotivo. Perché comunque voi andate in una realtà in cui non c'è grande situazione difficile, però ci sono delle persone che emotivamente sono provate. Se voi siete empatici troppo e non siete abituati, perché non è il vostro lavoro di tutti i giorni, rischiate di farvi male. Quindi quando mettiamo sul giacchino dell'ordine o della regione, ricordiamoci che questo un po' ci deve proteggere anche da tutto il racconto che sentiamo insieme e anche dalle immagini che vediamo. Perché vedere com'è adesso è un po' brutto, per me che scio è molto brutto, per cui insomma la ferita c'è. Ultima nota a margine: le foto per favore fatele solo tecniche. Questo ve lo chiedo, è una delle mie cose personali. Foto solo tecniche che verranno poi usate a livello tecnico, e non postate altre foto sui social, perché sono veramente brutte da vedere per me, e per le persone che abitano là sono ancora più brutte. Quindi le foto tecniche quante ne volete, tutte quelle che volete, mettetele dove volete, non sui social, non su quelle, ma le altre foto per favore no. Grazie. Grazie dottoressa, perfettamente puntuale. Grazie. Cipriano Bortolato, mitico architetto che di sicurezza ci fa scuola e verbali a tutti, ci spiegherà un po' di cose. Sì. Approfitto solo per dirvi che di questi 3 interventi, chiamiamoli tecnici, 4 interventi tecnici, che io ho molto spinto perché volevo chi facesse questo tipo di attività avesse un minimo, no, di approccio un po' preparato. Successivamente, penso a gennaio, con l'architetto Bortolato e con l'ingegner Romeghetti, i 2 ordini professionali, e con le federazioni, ci saranno poi dei corsi specifici di duratura consona e adatta all'argomentazione, che poi vi saranno comunicati, solo perché questa era un'infarinatura di base. Io sto qua sopra. Sì, avrei già bisogno di supporto psicologico, in quanto mi trovo, siamo 2 architetti qui dentro e basta, in mezzo a questa serie di questa massa di ingegneri. Come diceva Francesco, adesso voi vedete queste cose che vi sto dicendo. Ah no, devo fare prima una premessa ancora. Io sono qui forse duplice veste, perché per quanto riguarda la protezione civile e la FOAV, io sono il coordinatore del presidio FOAV di protezione civile degli architetti, quindi siamo qui per capire come vi state muovendo e per offrire anche la nostra collaborazione. Di più di 100 formati AEDES, una 60ina hanno dato già una disponibilità di massima a partecipare alle attività legate a questo evento, quindi forse ci saranno anche gli architetti, bisogna capire quali sono le tipologie di intervento da svolgere e le situazioni, ma comunque ci siamo. Ecco, allora invece l'altro mio contributo era legato alla sicurezza del professionista che si reca in questi contesti di protezione civile, e come diceva Francesco stavamo mettendo a punto un corso da fare durante questo mese, e l'abbiamo posticipato proprio in ragione di questa fattispecie del Barletto, quindi avremo modo con molti di voi di rincontrarci per approfondire ulteriormente questi temi. Non c'è nulla di specifico in quello che vi farò vedere, nel senso che è nulla di definitivo, perché stavamo approntando questa presentazione, questa parte del modulo formativo. Volevo solo dire che se faremo questo
questa cosa aperta ovviamente da architetti e ingegneri, volevamo farla anche, accreditarla anche come corso ai sensi del titolo quarto, insomma, quindi con crediti formativi per quanto riguarda il decreto legislativo 81 per chi di voi necessita di questi crediti. Ora del decreto legislativo 81 volevo un attimo parlarne, che è il decreto che si occupa, cioè quanti di voi fanno anche i coordinatori, così mi rendo conto, va bene, insomma, abbastanza, il resto per sentito dire. È chiaro che questo decreto si occupa della salute e della sicurezza dei lavoratori e quando parla di soggetti che non sono esattamente lavoratori comincia a fare dei distinguo. Vedete questo articolo 3 bis del decreto dice che nei riguardi delle cooperative sociali, ma delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, eccetera, eccetera, il decreto si applica in maniera diversa e specifica. Ecco, quando parliamo di questi volontari dobbiamo avere la certezza che non si sta parlando di noi. Non siamo nemmeno questi volontari, perché non siamo dentro ad un'associazione di volontariato di protezione civile. E allora adesso vi dirò qualche cosa di come il decreto, e che poi le questioni sono state specificate con questo decreto interministeriale del 2011, di come il decreto tratta questa tipologia di persone, solo per capire come si comporta nei confronti del volontario vero e proprio di protezione civile e per capire noi chi siamo e dove ci troviamo. Le attività di volontariato nel settore della protezione civile si caratterizzano per l'immediatezza dell'intervento e per la non possibilità di pianificare l'intervento o di pianificarlo in maniera compiuta. E che altro? E dice in quel penultimo punto anche della necessità di non produrre troppi documenti cartacei che appesantirebbero la prontezza di intervento e l'efficacia quindi dell'intervento. Quindi l'applicazione delle disposizioni di questo decreto non può comportare omissione o ritardo nell'attività di compiti di protezione civile. Qui stiamo parlando più di chi interviene nella prima fase dell'emergenza e molto meno dei nostri compiti. Però in ogni caso vedete, troviamo qui le definizioni di organizzazione e di volontariato della protezione civile, cos'è la formazione, l'informazione dei volontari, l'addestramento dei volontari e anche la necessità di controllo sanitario. Ribadisco, non siamo esattamente noi queste figure, ma sono i gruppi comunali di protezione civile, l'Associazione Nazionale Alpini e mille altri presenti. Ad un certo punto il decreto dice che al volontario vanno comunque garantite alcune tutele che sono stabilite nell'articolo 4 e che c'è anche un responsabile che deve garantire queste tutele al volontario, che è il legale rappresentante dell'associazione di volontariato. Queste tutele, le vediamo, sto andando abbastanza di corsa, e in realtà si riassumono nella garanzia al volontario di, in ragione degli scenari di rischio nei quali si trova ad operare, formazione, addestramento e controllo sanitario ed inoltre attrezzature, dispositivi di protezione individuali idonei. Questo significa che il personale sarà formato, addestrato all'uso di una particolare attrezzatura, di uno specifico DPI e avrà un'attrezzatura a norma e un DPI a norma. Ora volevo
farvi riflettere solo su alcune questioni, su alcuni scenari e su cosa succede quando si interviene in situazioni di emergenza. Vi faccio vedere il caso delle Twin Towers perché conosciamo tutti l'episodio e ciò che è accaduto in termini di distruzione e di vite umane perse, però non è a conoscenza di tutti cosa è successo a chi è intervenuto nella gestione dell'emergenza e del post-emergenza. Chiedo scusa, sono tutti copia e incolla, sono rimasti ancora in inglese, ma a gennaio li tradurrò. Però nella distruzione delle torri gemelle ci sono disperse nell'ambiente sostanze pericolose, piombo, mercurio, diossine, benzene e amianto. È chiaro che questo inquinamento ha coinvolto il personale che ha risposto alla prima emergenza, polizia, vigili del fuoco, personale medico-sanitario. Ha coinvolto poi tutti quelli che sono andati a lavorare lì dentro, quelli che si sono occupati quindi della demolizione, dell'asporto dei materiali, demolizione delle due torri. Ha coinvolto i sopravvissuti e ha coinvolto anche i residenti in quell'area di Manhattan. Come li ha coinvolti? Beh, dei più di 7.000 pompieri e personale sanitario che sono intervenuti, e questo è un calcolo fatto a 14 anni dopo, cos'è, il 2001, quindi siamo nel 2015. Di questi 5.400 gli sono state diagnosticate malattie al tratto respiratorio inferiore, asma, bronchite cronica, enfisema e fibrosi polmonare e via dicendo. 5.200 di questi problemi al tratto superiore dell'apparato respiratorio. Problemi mentali correlati all'intervento e all'impatto quindi emotivo conseguente all'intervento di questo contesto. 5.400 hanno problemi a livello gastroesofageo e di questi, fate attenzione, 1.100 si sono beccati in campo. E al 2015 44 sono morti. Stiamo parlando di personale che è intervenuto, non stiamo parlando ancora dei lavoratori e della popolazione. Ora, nel nostro piccolo, faceva prima riferimento alla questione Francesco, 160 tonnellate di Eternit sparsi in Viale del Brenta, no, su una ventina di chilometri quadrati, un problema molto più banale, limitato e contenuto rispetto a quello che abbiamo descritto prima. Comunque anche qui no, l'attenzione si interviene in una condizione di emergenza, bisogna fare qualche riflessione su cosa posso incontrare quando intervengo in un contesto del genere. Questa è una foto, pochissimi giorni dopo mi ha chiamato, pensavo che mi chiamassero per dare un supporto, io lavoro allo Spisal, e per dare un supporto in termini di misure di sicurezza da adottare, invece il tipo che ho trovato là mi ha detto vai sopra il tetto e dacci una mano a togliere i coppi, quindi, e non sapeva chi fossi, niente, sono andato sopra il tetto, sto facendo la foto. Potevo, non l'ho messa nei social, però non l'ho messa nei social, quell'ombra là è la mia, non c'erano misure di sicurezza, anzi gli altri che stavano vicino a me dicevano pensa se passa a Spisa. Va bene, ma la foto era per, insomma, ho sbagliato
sbagliato io, non dovevo andare sul no, non me la sono sentita di dire di no, torno a casa. Però là in fondo si vede della gente, e vi faccio vedere meglio, no, che hanno fatto la catena umana e stanno trasportando materiali, questi sono i vicini, ragazzi, eccetera, eccetera. Ecco, va benissimo tutto, però attenzione, no, dobbiamo stare attenti alle cose che manipoliamo, movimentiamo. Due parole, perché forse potrebbe capitare nelle nostre attività di sopralluogo di accedere anche a posizioni in quota. Volevo solo dirvi una parola, ecco, social, sì, questi sono i miei amici della squadra alpinistica della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini che mandano su Facebook questa immagine e hanno preso due piattaforme autosollevanti, ci hanno legato una linea vita e il tizio là è salito per vedere, qui siamo a Belluno, sì, siamo nel Bellunese, per vedere come sta quel cammino, per intervenire sul cammino, legato alla linea vita. Attenzione che una macchina di questo tipo sopporta un'azione orizzontale di una quarantina di chili, quindi se cade l'uomo sono 6 kN, se va bene, che su un'intesa, quindi no, scomponiamo la forza e vengono giù due PLS. L'ho chiamato il tipo subito, gli ho detto no, scendi, non pubblicare più queste robe qua, guarda che perché dopo sono io che gli faccio i corsi a loro, guarda che le userò al prossimo corso perché sono cose da non fare. Ma non eravamo tanto in alto, ma anche se mi cadi di 2 metri mi tiri giù le piattaforme. Eccoli qua, che belli. Ecco, però potrebbe capitare anche a noi di salire su una PLE, magari la troviamo là a disposizione, ti dicono ti faccio io vedere come sta il tetto della casa. Lo possiamo fare? Lo possiamo fare, direi di sì, cioè per muovere la macchina serve una persona formata ed addestrata, quindi quello che ci porta deve avere le carte in regola. Noi che saliamo là sopra dobbiamo dimmi. Come facciamo a vedere che le carte in regola? Gli si chiede l'attestato. Se vi sorge il dubbio, se ha la macchina, dovrebbe essere anche. Allora, o sono proprietari e sono di solito in regola. Se la prendono a nolo, il noleggiatore deve chiedergli la documentazione legata alla formazione, quindi in linea di massima sono in regola. Dopo se vedete che è, come si chiama? Mauro Corona, là. Lasciate perdere. No, per capire, là sopra dentro queste macchine ci si va con il dispositivo anticaduta, ma attenzione, il dispositivo anticaduta non deve servire per cadere, ma deve servire esattamente per rimanere dentro alla navicella. Faccio vedere questo breve filmato. Questo è un manichino. Vedete il cordino che fine ha fatto? Si è fatto male, ha battuto contro un piccolo ostacolo. Tipo viene sbalzato fuori, ti fai male e il braccio non è tanto esteso, perché se il braccio fosse esteso vi tirate giù anche la macchina. Quindi bisogna rimanere, in caso di sobbalzo, bisogna rimanere dentro alla navicella. E quindi per rimanere là dentro devo avere un cordino, indipendentemente da dove troviamo i ganci di ancoraggio sulla cesta, devo avere un cordino, perché se io mi ancoro con un cordino di 1,5 metri sul gancio d'altezza parapetto, vado fuori e mi faccio molto ma molto male. Devo essere attaccato giù per terra con un cordino di lunghezza limitata.
prendo un'insaccata ma resto là dentro. Questa è la funzione. Vabbè, no, è il filmato che non ho tagliato. Oh, sì, cos'è? No, adesso è una roba brutta, questa è molto brutta. Io di solito non faccio vedere cose drammatiche, in questo contesto sì, perché questa è molto brutta, però mi fa capire, questo è una cosa di qualche mese fa, ed è il tecnico della protezione civile, quello là giallo, che va a ispezionare questo ponte nel Diga, cos'è? Una chiusa, ed è venuto giù con tutto morto. E ragazzi, bisogna pensarci 100 volte prima di salire. Questi sono i soccorritori che ormai non soccorreranno più nessuno. Bisogna pensarle tutte. Io qui non vi insegno nulla, non voglio insegnarvi assolutamente nulla, anche perché non conosco tra l'altro quel contesto dove andrete ad operare. Serve una vostra riflessione ogni volta, a pensare prima di fare il lavoro per il quale siamo chiamati ad intervenire, fare una riflessione di cosa mi può succedere e a volte anche fermarsi prima di diventare, no, di attivare quella scheda. Roberto, qual era la scheda funerali? Non ricordo che ho messo. E anche questo fatto noto, no? Settembre 97, la Basilica di San Francesco d'Assisi, e questi erano qui dentro, 4 morti, anche questi in diretta. A un certo punto c'è la scossa, scappano e viene su un pezzo di volta. Nelle zone rosse, facciamo sempre attenzione. Ora, quanto tempo ho? 5 minuti? Rapidissimamente, qual è l'approccio? Questa è una scheda che usiamo qui nella protezione, nell'Associazione Nazionale Alpini, squadra di protezione civile, per gestire gli interventi in una situazione di emergenza, e l'abbiamo usato qualche volta, soprattutto in contesti di esercitazione, ed è una valutazione al rischio. Questa scheda è presa, l'ho copiata, io purtroppo per fortuna ho un imprinting di carattere militare. Questa è la scheda che in ambito NATO le unità minori usano per le operazioni belliche. L'ho riadattata a un contesto lavorativo. Quali sono i pericoli, no? Pericoli connessi alle condizioni ambientali generali, cioè dove vado, qual è il sito, quali problemi ha, pericoli connessi alle specifiche condizioni operative, cosa vado a fare, pericoli connessi alle attrezzature che uso e pericoli correlati alle condizioni di efficienza e preparazione degli operatori. Ora proviamo a vederne una compilata, la vediamo un po' grandita, eccola qua. Qua si tratta di la missione, il compito qual è? Rimuovere della vegetazione battuta su una carreggiata stradale, chi è intanto che coordina un po' le cose, e condizioni ambientali, fondi medio, pioggia intensa, vento forte, basse temperature, possibile passaggio di automezzi, interventi in orario notturno, assenza di illuminazione. Quali sono le misure di controllo del rischio? Indumenti idonei, impermeabili e sufficienti, predisposizione di segnaletica stradale e l'istituzione di un servizio di segnalazione, 2 operatori, 2 movieri che mi fermano eventuali passaggi di automezzi, utilizzo di apparati di illuminazione trasportabile. Poi, pericoli connessi alle specifiche condizioni operative, estrema scivolosità delle superfici, difficoltà operative dovute a come è messa la vegetazione, l'albero abbattuto che devo tagliare, e
problemi di caduta all'alto, di caduta dei materiali, idonee calzature da lavoro, quindi come misure di controllo, eventuale utilizzo di DP anticaduta, dispositivi di posizionamento in quota, spostamento di tronchi e rami per mezzo di parato urbano, utilizzo di DP. Pericoli connessi alle condizioni di efficienza e preparazione degli operatori. Alcuni volontari sono poco addestrati, 3 su 5 non sanno usare la motosega, non sanno nemmeno assistere quello che l'operatore con la motosega. L'operatore con la motosega opera con continuità da 2 giorni, quindi sarà anche abbastanza stanco. Quindi i volontari meno esperti sono assegnati al controllo della viabilità, prevedere pause per l'operatore della motosega. Il lavoro non si deve protrarre per più di 3 ore. Poi sull'utilizzo delle attrezzature, utilizzo di DP, indumenti attivitari, rispetto alle disposizioni operative, rispetto alle istanze di sicurezza da parte degli assistenti alla motosega. Questa scheda qua non c'entra niente col lavoro che andate a fare voi, però mi interessa trasmettere l'approccio alla questione, un minimo di valutazione del rischio in ogni caso rispetto alle cose che possono essere banali e a volte un po' più complicate. E quindi l'avete detto Francesco prima, l'impiego dei DP, direi soprattutto forse, cerco di immaginare il contesto, le calzature adeguate e la visibilità quando operiamo in un contesto di viabilità e traffico. E approfondiremo meglio con tutti voi, spero, queste cose se faremo questo benedetto corso. Va bene, grazie. Grazie architetto Bortolato, come al solito siete tutti autorizzati a toccare ferro, senza problemi, è tutto concesso. E adesso la relazione dell'ingegnere Facchinato che ti parla un po' di danni Di quello che ha visto e di quello che ha visto dal velo. allora sono l'ingegnere Facchinato, vediamo se riesco a chiudere. Ingegnere Facchinato, mi occupo di protezione civile dal 1990, sono ancora volontario dell'ANA, anche se non operativo, sono uno studioso della protezione civile. Alcuni eventi del passato, l'ho preso un po' larga, però questo siamo a Dubrovnica, in Friuli nel 2003. Devo prendere un po' di dimestichezza come mai. Non si può avere il cambio. Ah, voi lo vedete intero. Ok. Questo è un altro tombotto in Friuli, sempre nello stesso periodo. Questa invece è la frana sul torrente di Gontina dell'anno scorso, una vista verso monte e una vista verso valle. In quell'occasione sono stati movimentati molte migliaia di metri cubi di materiale, anche con massi molto consistenti. Qui passo ad alcuni esempi di crolli di ponti e tombotti. Questo nel 2012, torrente Albania Grosseto, perché qui ci sono stati anche dei morti e poi vedrete anche perché vi arrivo ai ponti. Qui siamo in Sardegna nel 2013, strada Olbia Tempio, anche qua con morti. Questo è un crollo del rilevato intorno a un tombotto sulla strada Olbia Tempio in Sardegna. Questi sono altri esempi di crolli di ponti, li chiamano crolli di ponti, ma non sono in realtà crolli di ponti, ma crolli di rilevati intorno alle spalle dei ponti. Questo è un altro crollo, questo ancora un crollo, non so neanche dove sono successi, devo mettere, li ho presi da internet. Altri crolli, questo addirittura ha tolto tutto, qui si vedono chiaramente le spalle del ponte che sono state completamente messe a nudo. Questo è invece un
sull'imbocco di un tobotto sulla strada Pieve-Calazzo-Belluno, proprio nel 2018, nel luglio del 2018. Qui sono praticamente smesso di piovere. Adesso chiamiamo uno alla volta per l'accreditamento. Cagni. Allora, vi stavo dicendo, non è successo, non ci sono stati cedimenti della caredata perché probabilmente il fenomeno si è arrestato prima del tempo, prima che questo succedesse. Qui ho messo una serie di vignette per far vedere cosa avviene quando o perché si accumulano dei legnami a monte del ponte o anche perché la portata è elevata. Generalmente i ponti sono fatti per far passare l'acqua sotto l'impalcato. In realtà in queste situazioni l'acqua tracima, investe le sponde che non sono preparate a ricevere le acque di tracimazione. Infatti vedete che nella vignetta 3 l'acqua comincia a erodere, nella vignetta 4 l'acqua comincia a scavare, lo scavo si fa sempre più profondo finché addirittura l'acqua demolisce il rilevato e passa a tergo della spalla. A volte gli automobilisti, se non sono preavvertiti, rischiano di cadere nel vuoto perché l'asfalto resta intatto e l'automobilista non si accorge e cade nella borragine. Questo è un esempio simile, quello del tombotto. Quindi i tombotti che sono solo dei canali molto grandi nei quali viene fatta passare l'acqua quando non si hanno i soldi per fare i ponti. Anche qua è ancora tutto più facile perché basta un po' di arbusti, un po' di ghiaia insieme che costruiscono l'imbocco, il livello dell'acqua sale, comincia a tracimare, la scarpata non è adeguata a ricevere le acque di tracimazione, comincia a erodersi, il buco si fa sempre più grande finché l'acqua cade all'interno finché se arrivano macchine che non sono preavvertite cadono all'interno E qui passo ad alcuni danni in provincia di Belluno. Anche qua, ecco, questa è la tracimazione avvenuta sul torrente Correvole a Massa vicino a Belluno. Mi sembra che l'ha accennato prima, non ricordo qui, non importa. Praticamente qui ne parlava come di Gaspari, era venuto già nel 66, l'impresa che aveva la proprietà ha ricostruito nello stesso posto e poi quest'anno è ricaduto e via. Speriamo che adesso, dopo che è successo per la seconda volta, si prenda anche il problema, ma soprattutto che siano messe in sicurezza le sponde, secondo me, perché l'importante è che le sponde a valle del ponte siano in grado, almeno nelle situazioni in cui ci sono rischi per la viabilità, per beni, ma anche per il manufatto stesso, perché questo non sarebbe successo se la sponda fosse stata protetta. Ossia, basta che l'acqua non sia in grado di portare via il terreno dal quale viene investita. Allora andiamo avanti. Qui c'è un altro esempio di interruzione stradale, questa è un'altra pana, anche questo è un esempio di tracimazione a mio avviso. Questa è un'interruzione stradale per effetto di un intasamento di un tombotto, che sono poi i casi che abbiamo riscontrato con maggior frequenza nei siti che siamo andati a visitare. Ho messo questa per far vedere che la ghiaia era veramente tanta e questo che il fenomeno era molto esteso in certe situazioni, per fortuna non tutte, perché generalmente i corsi d'acqua principali hanno tenuto e qui i danni sono stati soprattutto locali e eccoli qua, danni ad alcune strade comunali a Rosaldo Belluno. Questa è sulla strada per Tubaio, la prima strada che abbiamo visto. Qui questo è il materiale che si è arrestato a monte di un tombotto che era stato realizzato addirittura mettendo in fila tre tubi in calcestruzzo anche di grosso diametro, ma sempre 3 tubi. E addirittura, che è stato questo secondo me il problema,
che i tubi erano distanziati, quindi il materiale che investiva i tratti verticali tra i tubi si arrestava, e quindi arrestava anche il materiale che veniva dopo. Questo ha provocato dapprima la riduzione del flusso d'acqua, poi il rallentamento della corrente, quindi l'accumulo del materiale finché l'acqua è tracimata e ha fatto danni. Adesso io non ho riportato i danni come si può dire, dell'acqua che è scorsa, vabbè, è andata lungo la Canezzalla e poi ha abbandonato la sede stradale. Però in quell'occasione, e lì, viste, l'ho già detto nel documento che ho fatto mandare per email, secondo me già si è parlato di soldi, secondo me non so se ci saranno. Anche questa situazione non è che si può pensare di rifare il tombotto con un tubo più grande per far o rifare un ponte. Probabilmente bisognerà adattare la situazione. Secondo me dei semplici inviti a monte per far deviare le pietre e farle entrare nel condotto può essere sufficiente a risolvere la situazione. Perché l'acqua è tanta, ma trasporta un po' di inerti alla volta sul fondo, non è che c'è una valanga che scende tutta insieme. Quindi se gli inerti sono deviati all'interno dei tubi, l'acqua è in grado di accompagnarli avanti. Questa è stata la strada successiva, questa è la planimetria che ci ha dato il comune, e io in questa planimetria, qui vedete anche la trizza, ah no, voi non la vedete. Beh, comunque è una strada che proprio da Gosaldo, da Don, che è una delle frazioni dove c'è anche il municipio, arriva al vecchio confine sulla sinistra. E qui ci sono tutti, li ha insegnati in azzurro, c'è tutta una serie di corsi d'acqua che attraversano questa strada. Allora, tutti i corsi d'acqua che hanno avuto trasporto solido si sono intasati e hanno provocato depositi di materiale sulla strada e a volte erosioni parziali della careggiata o anche erosione totale fino alla distruzione della strada. Adesso vi mostrerò qualche foto. Questo è proprio l'inizio della strada, della quale è all'innesto della strada, di questa strada che da Don porta al vecchio confine. Qui era stato fatto un muro anche tirantato, le acque che sono tracimate hanno investito il muro, sono scese a valle, hanno eroso il terreno, portato via le tubazioni che dovevano accompagnare i drenaggi a valle. Non si è neanche capito quali fossero le opere, perché è stato proprio tutto portato a valle. Certo che anche qua bisognerà intervenire per sottofondare il muro o almeno proteggere i pali e probabilmente fare, perché non ci sono stati danni all'opera. Per fortuna in questo caso il muro era fondato sul pali. Questo è il bivio che si parte dalla strada provinciale che va a Passo Cereda, e lì si vede in fondo era un avvallamento che sulla sinistra, sulla strada, proprio sopra la strada che porta giù a Don, c'è un tubo in lamiera che si era costruito per l'effetto che dirò fra poco. Qui si era formato addirittura un'altra venuta di materiale solido da un costone che sembrava innocuo, ma che probabilmente prendeva degli avvallamenti più a monte, e anche questi detriti e l'acqua sono arrivati sulla strada, sono scesi e poi siccome i tubi delle comunali erano inadeguati, ha tracimato sul muro e ha fatto i danni che aveva. Più avanti sulla strada vediamo qua un banale, perché questo è un avvallamento che ha sì scavato, l'acqua ha scavato l'avvallamento, però molto modesto, infatti in modo quasi modesto, sì, perché ci sono ancora le foglie intatte, quelle che sono cadute durante l'autunno. Però l'acqua nel momento in cui si è intasato il tombotto è uscita sul rilevato a valle e lo ha eroso e ha distrutto parte della careggiata. Anche lì c'è quella crosta di asfalto, ha il vuoto sotto, è quello che vi dicevo prima
dei ponti all'interno dei quali finisce la gente, perché l'asfalto fa un po' da trave e resta comunque in posizione senza. Però anche qua, probabilmente qua hanno sostituito la tubazione e adesso dovrà essere fatto un intervento però non si vede qua, ma lo vedremo più avanti. Quasi sempre in queste situazioni l'inizio del tombotto era costituito da una griglia a riti verticali fatta negli anni 60-70, 50 per 50, 60 per 60, anche 70 per 70, e una fessura sotto, ma fatta per l'acqua. E qua si è dimenticato completamente che l'acqua, in caso di eventi eccezionali, trasporta inerti sul fondo e legnami in superficie. E i due elementi devono essere trattati in modo diverso. Il materiale cade eventualmente e il legno galleggia. Purtroppo qui le griglie sono state messe un po' all'aria infusa, non so come dire. Addirittura quelle poi orizzontali rischiano di intasarsi solo per i fogliami, non solo per alberi, per legnami. Allora, questo è un esempio di fuoriuscita sulla scarpata di acqua che non è stata captata da delle cavitoie che c'erano sulla strada stessa, e anche in quei casi l'acqua può fare danni. In questo caso si sono limitati all'erosione senza neanche intaccare la carreggiata, però ci sono state queste erosioni. Ecco, questo è un altro tombotto un po' più importante. Qui c'è un tubo da 100 cm, quindi un bel tubo, un invito in calcestruzzo, però sulla parete verticale dell'inizio del tubo c'è un grigliato proprio tipo orso grill, quindi piatti verticali molto resistente, però decisamente inadeguato. Secondo me, dopo poche decine di minuti dall'inizio del trasporto solido, non dall'inizio delle precipitazioni, perché finché il corso d'acqua si invena, come si può dire, finché ha bisogno di avere velocità e portata per portare il materiale solido. Però nel momento in cui ha cominciato a trasportare, quelli con un po' di legname probabilmente hanno proprio cominciato a intasare il tombotto e alla fine ho fatto una foto del materiale. Sono qualche centinaio di metri cubi di materiale che il comune ha dovuto rimuovere o stare a valle per consentire il traffico. Questo è un esempio, qui si vede probabilmente a monte lo scavo, perché qui proprio su un altro avvallamento l'acqua, dopo aver tracimato, ha portato via tutta la strada, quindi tubazione. Hanno dovuto rimettere un'altra tubazione e spostare la strada all'interno, perché ovviamente lo scavo era profondo e non potevano fare un rilevato sul nulla, non so come dire. Probabilmente lì ci sarà bisogno di un'opera di sostegno, anche perché questo era un avvallamento abbastanza profondo. Ecco, qui si vede, non so se la vedete, qua al centro proprio in basso c'è la griglia della quale vi parlavo prima, questo è un altro avvallamento. E questo è un tombotto realizzato con un tubo in lamiera ondulata, quelli con i quali si fanno i tombotti anche molto più grandi. Però addirittura questo tubo si trovava a circa 20 metri a valle di una briglia, quindi già la briglia rallentava l'acqua. Poi entrava in questo tombotto dove la lamiera ondulata va bene per rallentare l'acqua, quando si devono accompagnare l'acqua lungo lì, ma non per accompagnare le acque all'interno del tombotto, dove le acque devono andare più veloci possibile per poter trasportare gli inerti senza rischio che di casalito. Questo imbocco era chiuso a metà, ma forse era chiuso completamente, perché là intorno c'era molto altro materiale.
Allora, questo è un altro esempio di acqua che è uscita, io lo riporto, anche qua non ha eroso, appena iniziato a erodere la caresata, però tanta acqua che non captata a monte è uscita dalla strada e ha eroso la scarpata. Questo era sulla strada, quella sotto la via che abbiamo, perché nel frattempo, dove c'era il tubo ondulato, eravamo arrivati al vecchio confine, prendete il vecchio confine della provincia di Belluno, quindi la provincia di Trento. Questo è io ho fatto le due foto da tornante, ho preso la foto a valle dove c'è stata l'erosione e qui a monte, da dove sono arrivate le acque a monte della strada, lungo un canale che è stato parzialmente eroso, poi lì hanno deviato verso valle e hanno... Allora, e qua riporto le possibili fasi di ostruzione dei tombotti. Addirittura molto spesso a monte, nei casi nostri, c'era addirittura la griglia che ha fatto i malati, però a volte, anche se fosse libero, è sufficiente che ci sia un angolo retto a monte perché il materiale cominci a depositare, poi pian piano il livello si alza, come succede nella vignetta 2, finché si ha l'ostruzione. È quello che era successo, se vi ricordate, nel tombotto, il bivio, quello che dicevo di Lamiera, il bivio tra la strada provinciale e l'inizio della strada di Don. Lì c'era un tombotto in Lamiera che non ha funzionato, o ha funzionato per i primi minuti, perché era, addirittura non si vedeva neanche che fosse passata l'acqua, perché si era costruito proprio per questo fenomeno. E qui ovviamente si ostruisce, l'acqua comincia a tracimare, se tracima comincia a erodere a valle, se ci sono opere di sostegno eventualmente può dissestarle, produrre dei danni anche a quello. Allora, qui ho messo interventi per mitigazione effetti. A mio avviso sarebbe non sufficiente, sicuramente è da arrotondare l'angolo a monte. L'angolo a monte deve essere arrotondato affinché l'acqua segua un profilo curvilineo e possa mantenere la sua velocità, anzi nella fase di discesa la aumenta, perché ovviamente, ma poi devia e può proseguire all'interno del tombotto, accompagnando anche probabilmente gli inerti. E l'altro intervento sarebbe quello di rivestire con le reti delle quali vi andrò a parlare adesso, sono delle reti preaccoppiate in acciaio e poliestere a maglia fitta che possono essere trattenute aderenti al terreno con delle barre libero-infisse delle quali vi parlerò adesso. Quindi questa parte verde, questa rete che va messa sulle rive sulle scarpate che possono essere investite dalle acque, questa soluzione può essere adottata eventualmente per maggiore sicurezza non si può fare su tutti i tombotti, anche perché io sono convinto che con gli accorgimenti che vi ho messo nel disegnetto che poi riprenderemo, a mio avviso i tombotti saranno in grado di funzionare. Però in certe situazioni importanti, nei ponti importanti dove già l'interruzione della strada può creare problemi, secondo me non solo vale la pena, ma è proprio opportuno fare questo tipo di interventi. L'acqua non passa più solo sotto i ponti, sotto i tombotti, ma può passare anche sopra. E dove c'è rischio di interruzione o di creare danni in qualche modo beni sensibili, è opportuno, anche perché a mio avviso costa decisamente poco. Allora, barre libero-infisse per consolidamenti e griglie inclinate a riti paralleli per separazione dei gas. Allora, qui devo fare una piccola premessa. Io, oltretutto, e l'ho anche scritto sul libro, mi sembra, proprio nel libro, a un certo punto, quando ho parlato del consolidamento dei terreni, io ho ipotizzato degli scenari che si sono verificati tutti durante questi eventi alluvionali. Tracimazione di ponti, tracimazione di acque su tombotti e distruzione del rilevato, ostruzione di tombotti,
uscita di acque in eccedenti molto importanti dalla sede stradale, perché ho scritto, a me è capitato di percorrere una strada una volta durante un temporale estivo, effettivamente l'acqua formava un torrente. Io non so dove è uscita quella, se ha fatto danni, se non ha fatto danni, però io ho visto altre situazioni, anzi una volta ho anche riparato una frana, che non è una frana, è una grossa erosione dovuta a un fenomeno di questo tipo. Allora, in questi casi non occorre fare opere, quando ci sono, perché generalmente la scappata c'era prima, basta ricostruire la scappata fatta magari a strati, costipando anche con una rana, con un mazzapicchio, non con un rullo compressore, perché generalmente non sono erosioni estese, ma secondo me basta intervenire solo riposizionando del terreno. E adesso vengo al quanto tempo ho? 2 minuti, velocissimo. Allora, su questo libro io parlo delle barre vitroinfise, sono delle barre da cemento armato che hanno una punta asimmetrica e una parte schiacciata. Le ho pensate inizialmente per consolidare i muri, però dopo, e lo vediamo qua se non erro, si possono buttare dentro col martello, ma generalmente per far meno fatica si adopera o un moto demolitore o un martello elettrico demolitore, che hanno una punta, non una punta per demolire, ma una punta con un innesto femmina che va ad agire sulla testa della barra da vitroinfiggere. Praticamente l'energia che fornisce la macchina viene adoperata per spingere la barra all'interno del terreno. Questa barra all'interno del terreno, che è già corrugata, aumenta l'aderenza per effetto della puntatura che è costretta ad assumere all'interno del terreno. Voi sapete che l'attrito dipende, ricordate forse che l'attrito dipende dallo sforzo normale, nel momento in cui la barra si piega, comprime il terreno, quindi l'attrito aumenta. La forza d'attrito totale è la somma di tutti gli attriti e arriva a qualche centinaio, a qualche kilonewton, ma fino a 10 kilonewton con barre abbastanza lunghe, che sono sforze disponibili subito. E qua vedete, ecco qua i muri per i quali è stata pensata la prima. Questa è le creste di frane, banchine cedevoli, che dopo vi farò vedere. Questa addirittura, secondo me, dovrebbero funzionare anche per contro le erosioni spondali, in sostituzione di massi. E dopo vi farò vedere anche quello. Spero di arrivarci, e se no, se devo lasciare... questo è un corso d'acqua, è in bianco e nero perché fa parte del libro, però si vede che dove ci sono erosioni si potrebbe andare a intervenire a monte, perché probabilmente l'erosione si manifesta quasi sempre in tratti in curva, dove l'acqua acquista velocità, va, scava il terreno e lo porta a valle. Proteggendo questi tratti in curva con delle reti e con delle barre, come vi ho detto, secondo me si attenua il fenomeno. Qua ho riportato, questo è il primo intervento sperimentale fatto per Veneto Strade sulla strada per Sovramonte. Avevo consolidato una banchina cedevole con delle lastre in calcestruzzo. Una prima foto, qui una seconda foto, si vede l'erosione a valle. Praticamente qui era successo che proprio in quel punto è uscita una grande quantità di acqua della strada che ha eroso la banchina. Allora la strada per Sovramonte non si è interrotta perché casualmente c'era un mio consolidamento con barre di vitroinfisse, e infatti si vede da sotto, ci sono le lastre in questa foto, quelle su in alto sono le lastre proprio per aria, sono lì sospese, ma stanno lì. Se fosse stato un muro di sostegno sarebbe crollato, invece sono ancora là. Per dire E qui arriviamo agli imbocchi dei tombotti, quelli che vi dicevo prima, che devono essere invitati. Anche negli imbocchi dei tombotti non deve esserci il tratto chiaro. L'acqua che accompagna gli inerti deve direzionarli all'interno del condotto, deve battere, deviare, ma deve andare all'interno del condotto. Perché, esperienza fatta sul modello a casa mia, nel momento in cui un sasso cade verticalmente è molto
qua si vede la griglia che spero, ma datemi ancora qualche minuto che forse no? Queste cose non le, a me non... Guarda che stasera mi tocca firmare la cena, cioè tutti Allora, qui c'è la sezione del tombotto, la griglia che mi raccomando deve essere inclinata. Qui è un esempio di griglia che ho montato nel 2003, come vi ho detto. Questo è un altro esempio di griglia montata. E qua passo al veloce. Io sono sostenitore ancora dal 2001, vado sostenendo che ormai, e qui infatti mi sta dando ragione proprio adesso, che l'acqua in certe situazioni si può pensare di evitare i danni solo intervenendo con le macchine, estraendo la ghiaia nelle situazioni critiche. Praticamente gli escavatori che dove ci sono le strettoie, dove c'è il pericolo di accumulo delle ghiaie, bisogna andare con gli escavatori a tirarla fuori. Allora, questo, eccolo qua, questo è l'esempio del torrente, vi ho fatto vedere all'inizio le foto del torrente Bigontina dell'anno scorso, del 2017. Qui sul ponte l'acqua, qui c'è stato un errore, non so se è del genio civile o di chi, ha fatto una briglia proprio vicino al ponte. La briglia deve essere lontano dal ponte perché vicino al ponte l'acqua deve riacquistare velocità per far correre gli inerti, però è successo questo. Sì, No, dai. Velocissimo. Se no che maglia vivo. Velocissimo. Questo è quello che è successo quest'anno sul torrente Bigontina, gli escavatori, strade asciutte, escavatori anche di notte, con il cambio dei vigili del fuoco sul torrente Bigontina. Grazie per l'edizione. Grazie, tanto dopo che io adesso leggerò tutto il nuovo. Credo siete abbastanza distrutti, non dall'intervento dell'ingegnere, ma dalla curata. Adesso proviamo, quello che volevo trasmettervi è semplicemente forme di prudenza, che magari non siete avvezzi per le frane, abbiamo visto i fenomeni erosivi, no, non qui dietro, va, lì. Sì, anche si può. Allora, ed è un approccio di tipo energetico al dissesto, se possibile, cioè sempre valutare quando io tolgo masse, tolgo energie, quindi sempre ragionare in campo di energia potenziale e energia cinetica, e quindi cercare nel limite del possibile di riconoscere il processo che richiede l'intervento. Dargli un nome, lo vediamo dopo soprattutto sulle frane, vuol dire già indirizzare a un tipo di intervento. Dire un crollo, un ribaltamento, una traslazionale su superfici preesistenti o una rotazionale su neosuperfici indirizza già al tipo di intervento. Purtroppo non è facile dargli il nome giusto e risolvere semplicemente dicendo frana complessa è un errore, perché dicendo frana complessa senza aver riconosciuto qual è il tipo di frana è un grosso errore, perché poi porta a fare degli interventi sbagliati. Vi faccio un rapido esempio. Se io ho un crollo, fondamentalmente ho il volo, quindi c'è niente da fare, o lo blocco prima o semplicemente lo faccio cadere io quando voglio. Se invece ho un ribaltamento, ho già un perno, quindi posso molto più facilmente ragionare in termini energetici e fermarlo, non occorre farlo andare giù. Quindi bisogna assolutamente riconoscere il fenomeno. Quindi che cosa è che agisce? Naturalmente la gravità, i fenomeni impulsivi che sono sempre generati dalla gravità, quindi l'acqua, come abbiamo appena visto con l'ingegnere, le valanghe, i dissesti esterni al sistema, le pressioni interstiziali. Una cosa che di solito ci dimentichiamo è che l'acqua noi la consideriamo una massa. No, non è solo una massa, è una pressione. Spessissimo su questi terreni, l'ingegnere adesso ha valutato sempre la parte erosiva, poi ci sono fenomeni di iperpressione, diciamo, ai piedi dei rilevati arginali che portano l'incidente che c'è stato a Latina l'altro giorno, o la settimana scorsa, al crollo dei rilevati senza nessun tipo di erosione, semplicemente perché la pressione è talmente elevata che fa letteralmente liquefare il manufatto.
esattamente come se fosse in un sisma oppure appunto per fenomeni di iperpressione, quindi di U. Bisogna ricordarselo, l'acqua non è solo questione di massa e quindi bisogna stare estremamente attenti perché l'acqua pesa, ma poi pesa quel legname che c'è su e pesa ancora di più quel materiale che sta in fondo. Poi ci sono i fenomeni impulsivi generati dai fenomeni atmosferici che sono imprevedibili nelle forme, ma per fortuna adesso sono abbastanza prevedibili nei tempi. È difficile dire dove esattamente batte, e questo l'abbiamo visto sulle vallate alpine, perché l'abbattimento degli alberi è a rimbalzo, perché esattamente dove va a impattare il vento che poi rimbalza di versante in versante, però lo possiamo prevedere, cioè adesso soprattutto nel campo del nostro rilievo, quando abbiamo delle allerte meteo, dobbiamo incominciare a prendere delle precauzioni, no? A dire vabbè là piove, chi se frega, insomma non è proprio così. E poi ci sono i fenomeni impulsivi tipo sismico, questa è la fregatura che non sappiamo mai quando, però sappiamo esattamente l'energia, la sappiamo perfettamente, basta andare a consultare i siti. Allora, quando le opere provvisionali, la legge, l'NTC mi permettono di fregarmene del sisma perché sono opere provvisionali, quindi in teoria a breve termine, io anche no. Mi è capitato di recente di fare delle opere provvisionali a Pizzo Calabro e neanche 2 mesi con le opere in corpo c'è stato un sisma, per carità, 4,5, chi se frega, però era stato un bel scorlone perché ero lì nell'albergo e stavo seguendo il cantiere. I fattori stabilizzanti quali sono? Sono sicuramente l'angolo di attrito dei materiali, sfruttiamolo. I materiali hanno il loro angolo di attrito e genericamente è un angolo che non varia, eccetto in una condizione, quando siamo nelle sovrappressioni, quelle che avevamo accennato prima. Allora, quando il materiale comincia a galleggiare, basta, l'attrito sparisce completamente, quindi è estremamente pericoloso e nel campo il earth flow o i debris flow, quindi quei flussi granulari genericamente che partono dall'alto, ma dopo me li trovo anche a pendenze assolutamente modeste, l'attrito sparisce, però l'attrito sfruttiamo è dalla nostra parte. La coesione è una grandissima cosa, io riesco a scavare pareti di argilla come i poveri siciliani che hanno fatto 20 giorni fa, di 7,5 metri, poi ci vado dentro, innesto 4 tubi e 4 persone che sono rimaste seppellite. Ma lo scavo, è vero che ci sta su, ma per quanto? Allora basta fare anche 2 calcoli. La coesione è una grande amica, però è un'amica molto pericolosa, perché varia e varia rapidamente, può variare anche lentamente nel tempo, ma varia, mentre l'angolo d'attrito no. La cementazione fra i materiali, quindi i materiali littoidi, anche questa varia, però varia più lentamente, quindi il calcestruzzo piuttosto che una roccia debole o anche una roccia tenace cambia, sì, sicuramente, però cambia più lentamente il tempo per cui ci possiamo affidare. Quindi è assolutamente necessario conoscere lo stato energetico di equilibrio delle forze destabilizzanti e stabilizzanti, ma questo lo facciamo ogni volta che facciamo una costruzione, no? Le NTC ci obbligano ormai a ragionare, per fortuna, in questo senso ormai dal 1° luglio del 2009, quando sono entrate le NTC del 2008. Ma allora questo riconoscimento mi serve per A, non mettermi in pericolo, B, riuscire a fare un'opera efficiente, di cui costi, intervento e benefici sia favorevole all'intervento, all'uscita dell'intervento, cioè scusate, al beneficio più che al costo, perché sennò rischio, soprattutto se mi date il nome sbagliato, di fare un intervento che non è efficace ed è costato molto. Tipi di movimenti, li sapete, la classificazione di Barnes, crollo, ribaltamento, scivolamento, espansione, colata e complesso, però evitiamo il più possibile di dire complesso. Se non lo capiamo, facciamo un passo indietro, non è brutta figura. Se non capiamo il fenomeno che abbiamo davanti, chiediamo aiuto. Qual è il problema? Perché dire, ma io sono un tecnico, dovrei capirlo. Vabbè, pazienza, non lo capiamo, non riusciamo a dargli il nome giusto, fermiamoci, perché dare il nome è fondamentale, perché dopo l'intervento ne consegue. Nel caso delle frane, ricordiamoci che
le frane, quando sono cadute, hanno assunto un equilibrio molto maggiore di quando erano su, di prima di staccarsi. Per cui, se possibile, lasciate stare, non toccate. Se possono stare lì, lasciatele lì. Cosa succede? Non potete lasciarle lì all'infinito, perché dopo il corpo di frana invece è perfettamente in equilibrio dal punto di vista delle masse, ma diventa facilmente aggredibile dal punto di vista dell'erosione, quindi non lo si può lasciare lì all'infinito. Però nell'emergenza, quindi per tempi medi o anche brevi o medi, potete lasciarlo lì. Lasciatelo lì. Se lo portate via, fate un casino, perché portate via il corpo e destabilizzate il monte. Quindi, per favore, se potete, naturalmente non si può mai, perché il corpo mi ha attraversato la strada, perché mi sta andando a occludere il torrente, perché, e lo devo asportare. Nel momento che lo asporto, io devo ragionare in termini energetici. Sposto una massa, devo mettere un qualcosa che sia di pari energia a riparare quello che quella massa mi stava equilibrando. Non posso prendere, portare via e sperare che non succeda niente, perché succederà. Magari non immediatamente, ma succede dopo, quando ho riaperto la strada e quindi è riaperta il traffico e può succedere un bel casino. Ci sono alcune foto, ma lasciamole stare perché sennò non ne capiamo altro. C'è la particolarità dei fenomeni di trasporto di massa, ne abbiamo visti prima, l'ingegnere ce ne ha fatti vedere. Lì c'è poco quando parliamo dell'Antelao, per esempio, quindi delle zone zona dell'Antelao, dove ci sono i debit flow più importanti che abbiamo qua nel Veneto. Lì c'è poco da pensare di fare opere, bisogna fare bacini in maniera che queste masse che arrivano con velocità di qualche metro al secondo, e si tratta di decine di migliaia di tonnellate, se noi trasformiamo appunto la velocità, già una massa notevole, a una velocità al quadrato, magari dividiamo anche verso diviso 2, ma io posso mettere il muro che voglio, ma non tiene. Quindi non è tanto questione di briglie, è quello questione di dissipare questa energia su grandi vaste illuminazioni. Purtroppo le vaste illuminazioni ci sono, però vanno sfruttate. E che lo sfruttamento costa, perché adesso gli inerti non li vuole più nessuno, non sappiamo più cosa fare di questi inerti, però il problema c'è e quindi c'è poco da fare, è l'unica strada da fare. Scusate, mi sto imbalbando, ma è che sto cercando di stringere al massimo, c'è l'ingegnere Rossiglio che sta fulminando con gli occhi. Allora, quindi è assolutamente necessario riconoscere tramite osservazioni, ma anche tramite interviste, ce l'ha parlato prima la dottoressa, chiediamo. Magari saranno imprecise, però ci danno un'idea della tipologia del fenomeno. Magari si perde il linguaggio, ma noi siamo in grado di discernere, no? di scartare quello che è semplicemente la forma del racconto della paura da quella che è la forma del racconto di quello che effettivamente è successo. Ci aiuta moltissimo. Non temiamo di fare le interviste e di tenerne conto nella maniera dovuta, naturalmente. L'altro problema è valutare i tempi di ritorno del fenomeno. Quindi, questo lo dico spessissimo ai miei studenti, quanto più un fenomeno, per quanto banale, è lontano nel tempo, se ne perde la memoria, ne parlava prima il collega, una memoria di 50 anni, tanto questo diventa più pericoloso. Per cosa facciamo? Lo andiamo a rioccupare. La fabbrica di prima, che mostrava lei, l'ha fatta nel 66 di Zecascà, se passa del tempo la rifaccio uguale perché ne perdo la memoria. Quindi anche fenomeni banali, il microtorrente che ci mostrava prima l'ingegnere può diventare veramente pericoloso perché i tempi di ritorno sono molto lunghi, quindi valutare anche i tempi di ritorno. Vabbè, andiamo via. Ci sono i fenomeni erosivi, dobbiamo valutarne i risultati. Per esempio questo, siamo a Falcade, queste foto reali, non sono andato per protezione civile, avevo purtroppo i cantini miei in cui non riuscivo più a arrivare perché non si arrivava più. Giustamente avanzavano solo i mezzi di protezione civile. Allora, vedete che verso sinistra affiora la roccia. Allora, per quanto ci sia erosione, lì il pericolo magari anche non c'è. Quindi andare a perdere, tra virgolette, tempo sull'emergenza non vale la pena. Bisogna riuscire a riconoscere dove andare a concentrare anche le nostre forze, perché lungo qua
la vallata del Cordevole ce n'è da stufarsi di questi fenomeni. Allora bisogna cercare di identificare quelli a maggior rischio. Ecco, per esempio, che esattamente dalla sponda opposta il rischio c'è. Questa è la vecchia pista da fondo, che la conosco perché ogni tanto ci andavo a sciare, e mi scende, io basta, non faccio più, ho le ginocchia morte, anche se avevo fatto l'alpino. Però c'è il problema che finita l'opera, immediatamente finita l'opera di protezione, il tutto viene portato via da forme erosive. Allora capite che qui alle spalle siamo verso il centro della vallata, non c'è più il substrato roccioso. Se dobbiamo concentrare le nostre osservazioni, concentriamole lì, anche se questa è molto più piccola dell'erosione che abbiamo fatto vedere nella immagine davanti. Adesso sarebbe da fare, ma credo che sia assolutamente impossibile, io proponevo un esercizietto di previsioni di quello che può succedere su situazioni del genere e che tipo di apprestamenti immediati potremmo fare. Volevo fare una chiacchierata così, ma la evitiamo. Qui ci sono ancora forme erosive e di accumulo naturalmente. Queste sono tutte quelle immagini che abbiamo visto più volte. Questa magari è quella a cui ci fermiamo su un secondo perché ci sono le abitazioni immediatamente a ridosso. Cosa potrebbe succedere? Allora, se lasciamo gli alberi perdiamo una risorsa economica, però perdiamo una grande copertura, una grande forma di protezione del terreno. L'ideale sarebbe almeno toglierli ma lasciare lì la corteccia che mi protegge quel poco tipo pecciatura, no? Il terreno. Il guaio è che non succede perché anche quella fa pellet e quindi si porta via tutto, vai, per carità. Il guaio grosso qui è che subito dopo che abbiamo portato via gli alberi ci sono forme erosive ma anche notevoli frane subsuperficiali, probabilmente di una certa entità, perché è dovuto anche al fatto che gli alberi non si sono solo cappottati ma hanno portato via tutta la parata radicale, quindi si sono fermate tutta una serie di buche, chiamiamole così, che immediatamente in primavera faranno un casino della malora, e questo è un problema estremamente diffuso dappertutto. Allora, come fare a rimediare? Intanto segnaliamolo e andiamo a segnalare quelle più interessanti, cioè quelle che poi sono immediatamente a ridosso delle abitazioni. Poi pensarci è un problemino, può finire. Bene, signori, vi ringrazio, spero che siate stati un po' soddisfatti, quantomeno un po' di qualche novità e di qualche indicazione un po' più precisa. Auguro a tutti un buon lavoro, auguro a tutti un buon Natale, perché credo che ormai i tempi siano vicini, non so se ci saranno altre occasioni, però fatele tutte la vostra famiglia. E vi teniamo informati, vi avvisiamo non appena partiranno queste situazioni. Rammento per l'ultima volta, signori, dipendiamo dalle chiamate dai comuni, perché purtroppo non abbiamo una quantificazione ancora definita, per cui la cosa probabilmente si potrà anche dopo le vacanze di Natale. Bene, auguri a tutti. Grazie.